Ora siamo live. Ora aspetta, vediamo che parte anche qui. Vediamo se va, perché qua per ora non va. Ah, ci sono due. No, dove vedi due persone? Ah, ma uno siamo noi. Ah, ok, ora siamo live. Buonasera a tutti, chi c'è? Chi c'è in live? Fatti vedere. Fatti sentire. Che stasera io con Napoli, fatti vedere, voglio... Siamo carichi, Ecco forza qua, Napoli! Abbiamo Freses il pollo. Ciao Freses, buonasera! Un cinese? Che cinese? È Danny Love, buonasera No, Danny Love. no, vedi giù sotto che c'è. Ciao Shengezhou, ragù, tamen e bushi e anche un po' di sushi. Buonasera, buonasera a tutti. Da Napoliella 87, Napoliella e forza Napoles. E abbiamo pure il Ciucciariello che guarderà la partita con noi stasera. Hanno Come fatto... tutte le sere. Penso Bene, stanno iniziando a Vabbè. Te rimani in Italia, tanto... Sì, ok. Stanno iniziando a presentare i giocatori, a quanto pare. Stanno iniziando a presentare i giocatori. Vediamo un po' stasera. Senza il cappellino, se no il cappellino ci vuole. Se non sono Napoli. Ovvero. Vuoi Izio? Ciao zio. Izio, io non ti capisco. Forza Napoli, sempre, forza Napoli, sempre. Guarda, un figliolo Ancelotti, dici qualcosa? Mo. Non si sente lì? No, che non si sente, non si deve sentire, se no ti buttano giù lo streaming. Sì. Purtroppo. Ora vediamo, stasera sarà una partitaccia, sarà proprio una brutta serata. Sarà tosta. Forza Napoli, sempre, sempre. State con noi che vi raccontiamo la partita in live. Almeno quando comincia. Dai, mo, fai vedere le formazioni che voglio vedere chi gioca. Tanto più o meno so qualcosa chi dovrebbe giocare del Napoli. Più o meno. Però non urlare che mi stimpani. Più o meno so qualcosa. No, ma essere carico stasera devi scatenare. Carichi. A me essere carico un coppa stufato. Ma qui chi c'è? C'è Danny Love, ciao Fatimo, ciao Danny Love. Danny Love veramente sempre forza Napoli, no? Ma c'è. Ciao Michi Russo, ciao fratello catanese, sempre forza Napoli, sempre. Buonasera. Benvenuto nella live. Vediamo mo stasera ragazzi. Benvenuto nella live. Ci sarà da urlare. Ciao cinese. Ciao cinese. Dai che vince la Juve, ma anche no, ma perché? Chi è Gai? Regix 85, ma anche no, comunque buonasera, ma anche... Buonasera Regix 85 amico mio, ma mi dispiace, ti piglia di polpette bello guacchiato. E Freses il pollo dice non può andare peggio di noi, quello sicuro, vabbè dai. Ma Freses il pollo, non ti preoccupare, gli danno un po' di patatine con il pollo stasera alla Juventus. Naples, dalla Cina ci dicano Naples, sempre forza Naples. Cine, io sto con te, forza Cina. Forza Naples. Forza sushi, forza spaghetti di soia. Buoni spaghetti di soia. Sono buoni spaghetti di soia. Piacciono anche al ciucciarillo. Forza ciucciarillo, ma penci stasera ciucciarillo. Dico Spalli, sì lo so. Pora Spalli. Freses è un grande Freses. Pora Spalli. Forza Napoli, forza Napoli. Oh, ma ancora non esce in campo. No, ci vuole ancora 5 minuti. Ma questi fanno pure la pubblicità. Pubblicità, noi siamo invece senza pubblicità, tutto live, tutto in diretta. Senza pubblicità, ce la dovete fare voi la pubblicità. Condividete e lasciate like, mi raccomando, più like lasciate sotto il video più è facile che Salama qualcuno ci provi. E Gab, per favore vai a vedere la partita, ma sappi che tifo Juve. Ma la guardo la partita. Noi stiamo guardando la partita in diretta. Stiamo guardando la partita in diretta. Se vuoi viverla con noi,
preghiamo di restare qui in live con noi e ti facciamo mangiare due limoni belle zucche. Ciao cinese, mi sa che il cinese ci ha abbandonato. Ciao Niaus. Ciao. Ciao. Miau, però mi sa che è giapponese. Sì, ci manda giù. Ciao. Con i Grazie per essere stato qui con me. Su Twitch si vede la partita canale. Procio. Nice. Grazie Procio. Non so, se facessimo le live su Twitch potremmo sentire anche la partita, quindi sì. magari forse prossimamente faremo le live su Twitch. Sì, vediamo. su Twitch puoi sentire. Dobbiamo ancora pensarci. Forza Juve e Napoli, chi vince il migliore? Vinca il migliore sì, ma sempre Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Ovunque e comunque. Comunque in bocca al lupo per la partita, Regix. Buonasera, fratello partenopeo. 2-1. Aspetta, buonasera fratello partenopeo. Checco Spronati. Ciao Fratimo, resta con noi, non ci lasciare. Forza Napoli sempre. Salama e Gab pronostica Juve 2 Napoli 1 e Freses il pollo giustamente no, grande Freses no. Ciao Luis Ndao, mi fate vedere la partita? No ragazzi, perché se no la ci partita mi dispiace, non si può far vedere, ma vi possiamo raccontarla noi. Quello che facciamo infatti è raccontarvi tutta la partita. Questa è una live reaction, non è un live streaming, quindi ragazzi mi dispiace ma no. Chucky Giuro Salgato Chucky Lozano e Chucky. Grande Lozano, il te fa ma la faccia si gioca Lozano fa il gol. Vediamo se gioca stasera. No, ma non gioca, però se entra il Chucky Lozano è un mostro, fa il gol. Perché YouTube non permette di vedere le partite, ci chiudono lo streaming se mi si dispiace fratello, vedere la partita o anche sentirla. Ci chiudono lo streaming. Mi dispiace Luis Ndao, se vuoi puoi restare qui con noi te la raccontiamo passo dopo passo, le azioni più importanti della partita. E Freses il pollo giustamente pronostica invece un 2-1 per il Napoli e poi dice perché gli bloccano la live. Grazie Freses, grazie amico Spallettino, grazie. Vediamo le formazioni, stanno facendo vedere le formazioni. Le dico io, va. Insigne capitano stasera allora. Ma tu dici la formazione della Juve? Tu dici la formazione. Ma perché io devo dire? Tu dici la formazione della Juve? La formazione della Juve. Perché non la vuoi dire? No. Perché si chiede. Sì. No. Non ti dicano neanche le parolacce su YouTube. Vabbè, ragazzi. ma quello è un seccio, ma non è niente di che. Gab dice avete ragione, può vincere il Napoli, speriamo. Giuseppe Pelle, Napoli venduto. Ora ragazzi, iniziamo, giù. Sì, giù, non è che è venduto. Voi capace già avete attaccato pure la partita. Boni. C'è Orsato e Irrati già. E c'è pure Moggi nella VAR. Ehi, basta. Vabbè, ma sto scherzando. Freses il pollo, mi mangio un beef, gelato in ferrarese. Comunque, un beef. Comunque Freses, riparlando un attimo 3 secondi della tua partita, la Spal ieri sera ha fatto una buona partita, però sì, se la sono giocata, alla fine ha meritato il Bologna, nonostante avete fatto una buona partita. Ora vediamo le formazioni di questa partita. Ora conta questa partita, Juventus-Napoli, la partita delle partite. Solo alla seconda giornata. È già stata spegnendo in luce lo Juventus Stadium. Spenge, accendi. Dai. Su. Gioca Higuain. Ma infatti già sapevo. Gioca Higuain. Allora, forza Juve. No, ma anche no. No, non ha fatto una buona partita. No, invece se l'è cavata la Spal. Mattia Loschi, ciao. No, forza Napoli sempre. Forza Napoli. Ciao, fate vedere la partita. No, ragazzi. Ciao, mi dispiace. Vedere la partita. Aspetta, mo lo scrivo sul banner così non ce lo scrivo. Non ce lo. No, almeno lo scrivo sul banner. Vabbè, come ti pare? No, non facciamo vedere la partita, ragazzi. Devi uscire con la moneta sudata ogni partita, cazzo. Sì, ma mi pare che se la so sudata. Alessandro Maione, ciao, forza Napoli sempre e comunque forza Napoli. Vinceremo. Io non ho ragazzi, se ci chiudono la live e ci chiudono il canale. Allora resta qui e ti raccontiamo la partita in live. Te la raccontiamo come se te alla fine la staresti vedendo, soltanto che te la raccontiamo noi a voce.
Chi è il traditore, Sarri o Higuain? Bella lotta, tra tutti e due. Forza Cagliari. Vai, grande. Tra Sarri e Higuain chi è peggio? Forse Higuain perché ha fatto il passaggio diretto, il salto diretto proprio. Insomma, poi quando era... non so chi è peggio di tutti e due. No, è male anche Sarri, però Higuain era al massimo. Ma ora che non ce ne migliore importa niente. La Juve. A parte non ci interessa più niente né di Higuain né di Sarri, no, infatti, perché non giocano nel Napoli. A noi ora interessa solo il Napoli. Sì. Ai, ragazzi, la vedo dura stasera, però siamo a inizio campionato e a inizio campionato non si sa mai cosa può succedere, possono succedere cose strane e quindi possiamo avere pure qualche possibilità. Dai, su, vedo ottime cose. Stasera manca Chiellini alla Juventus. Marco Riccio dice mi saluti. Ciao Marco Riccio. Buonasera. E di che squadra sei tifoso? Ce lo fai sapere? Raccogliamo tutti i tifosi noi qui, non facciamo speriamo che sia un tifoso del Napoli. Vabbè, ma anche se non sei del Napoli va bene lo stesso. Noi prendiamo tutti, anche gli juventini. Sì, anche i juventini li teniamo qui per poi praticamente festeggiare il gol davanti a loro. Sì, se no che gusto c'è. Ora daranno le formazioni. Ma mi sa che l'hanno date prima e ce le siamo persi. Perché stanno per entrare in campo. Sì, comunque si possono recuperare velocemente. Mi ricordate il 3-1? Ma può darsi che già l'hanno dato. Le hanno già date? No, può darsi le danno ora. Le danno ora con gli ma stanno entrando in campo. Ma sei sicuro? Capito? Perché a volte quando fiscano... Forza Juve, io Juve, ma sono sportiva e prima tifavo Napoli. Sei un traditore. Vabbè, però ti accogliamo comunque, appunto, qui accogliamo tutti, juventini, napoletani, di altre Buonasera, squadre. Gabriele buttò e non ti buttò. Però forza Juve, non ti buttare questa sera perché sennò ti danno subito il calcio di rigore. Capito? Non buttò. ti buttare. Dobbiamo vincere noi. Mi dispiace Juventus, ma ti devi prendere 2 salamelle. Speriamo. Vediamo. Comunque della Juve gioca Bonucci, gioca Szczesny, gioca De Sciglio, gioca Alexandro come pronosticavo dalla formazione. Angelo Zamora dice è il Chucky Lozano, speriamo di vederlo. Freses il Pollo ci fa i complimenti per la sportività. Sì, noi siamo molto sportivi. Sì, come spettatore sei l'unico napoletano per ora. Che Cospronati, grazie e resta con noi, non ci lasciamo. Sempre forza Napoli. Gabriele Buttò dice mi sono giocato il gol di Higuain, ma speriamo pure no. Ma Higuain ce la tiene con noi, quando vede la maglia azzurra può segnare. Marco Riccio, ma la partita ce la fate vedere tutta, non ve la facciamo vedere, però ve la raccontiamo. Ciao Pierluigi Rossi, ciao, io tifo Roma ma stasera forza Napoli. Grande Pierluigi, forza Napoli sempre. Salama il Gab dice Juve tutta la vita. Vabbè, ognuno le squadre del sud, sempre le squadre del sud. Forza Napoli e speriamo che rinasce un bel gemellaggio tra Napoli e Roma. Bruno di Nocera dice adelante Napoli, grande. Sempre forza Napoli, grande Bruno. E Gabriele Buttossi sta ecco le formazioni, sì. Alexandro Khedira, che allora in difesa la Juventus giocava con Alexandro, con le sei perse mezze, ma facciamo prima a leggerle. Dimmela. Allora le devo prima trovare. Se le trovo io l'ho distratto. Va. Mannaggia la Mario. Ciao Antonio stai dietro ai commenti. Ciao Antonio Sanceversano, ciao amico, grazie per il like. Forza Crotone da Regix85. Sì, anche il Crotone è simpatico perché comunque è una squadra del sud, però sempre forza Napoli. Non me la fa vedere. Però mi stanno simpatiche le squadre del sud. Che cosa? Sempre forza Napoli, Checco, fratello mio. Ok, vincere voi uno. Contenti? Sì, grazie, speriamo, Salama, speriamo. Freses il pollo, buonasera Checco. Ciao Checco. Ma sta dicendo a Checco lui. Paolo La Sorsa, Napoliel. Uè Paolo, mannaggia, Napoliel, state senza pensiero e magno limone rosso, te lo mangerai tu, bello zucus, come già hai fatto in passato. E Antonio San Gervano, prossima Channel 1, dice se non vince la Roma Napoli a vita, grande. Tifo Juve, ma partiamo favoriti. Ma non lo so, dammi questa informazione. Le sto cercando, non è ancora in diretta, non c'è ancora sulla diretta, non rompere. Mamma mia, la partita ancora non è iniziata. Su, amore, devi mettere su tutte e su, Gesù, è la prima, cioè no, ti ha già pure insegnato che la prima è perché Albania. non carica niente il tuo telefono.
Vedi? Non sta caricando niente il tuo telefono perché non c'è wifi capace. Ce l'ho sì il wifi. È il tuo telefono, amore, che è il tondaggio. Sì, comunque. Signore e signori, vediamo se riusciamo a trovare queste informazioni. Ciao a tutti. Andiamo, prima di domani però. Non ci sono. Oh, fai come ti pare. A voglia. Metti su diretta, mo fai prima, perché il telefono tuo sta smattando proprio brutto. Signori, gli inconvenienti della live. Allora, OneFootball, sì, era OneFootball che stavo provando a usare. Finisce 3-2, lo pronostico se indovini 10 euro. Ma... Oh, allora la smetti di rompere? Chi avevo il telefono mio facevo prima. Avevi a prendere il tuo telefono, non l'hai preso? Speriamo. Con tutta la scorza, mangiatelo tu, minchioni. Sarai tu, non io. Allora, per la Juventus abbiamo in porta Szczesny allora, la Juventus gioca con il 4-3-3. Szczesny in porta, De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Alexandro in difesa, Khedira, Pjanic, Matuidi a centrocampo, Dallas Costa, Higuain e Ronaldo in attacco. Il nostro Napoli con il 4-2-3-1. Meretti in porta, Di Lorenzo in difesa terzino, Manolas, Koulibaly centrali, Gulam l'altro terzino, a centrocampo Alan, Zielinski, Callecjon, Fabian Ruiz e Insigne, e in attacco Dries Mertens, Ciruzzo. Dai Napoli, forza Napoli sempre, spacchiamo tutte cose. Bene, la partita è iniziata, c'è già una rimessa laterale a favore della Juventus. Vabbè, e vediamo come va. Per ora niente di che. Quando ci sarà qualche occasione, il Napoli lo sfonda, sempre forza Napoli, sempre sfonderemo. Segnerà Manolas, speriamo. Speriamo in un gol di Manolas. Mentre Regix85 diceva: se mi segnano Ronaldo e Zielinski godo come un riccio perché ce l'ho al fantacalcio. Anche io al fantacalcio ho Mertens, ho Zielinski e poi Callecjon. C'ho 3 giocatori del Napoli e c'ho Meretti in porta. Per questo... Lui si è fatto mezzo Napoli al fantacalcio. Il Napoli è nel cuore, il Napoli è da tutte le parti, è da tutte le pagine della mia vita, tutta la storia. Salama e Gab dice: bella la formazione del Napoli. Sì, modestamente. Io sto giocando a Black Ops. A Black Ops? Non lo conosco. Mentre noi guardiamo la partita, comunque ci tieni compagnia. Vai, Gulam, vai, crossala! Vai Gulam, vai, sfonda. Szczesny speriamo segna. Allan, vai, stiamo facendo girare bene palla per ora. Siamo in zona d'attacco, però ancora non pericoloso. Però c'è la Juve che ci pressa, il Napoli non riesce a sfondare. Ci pressano di brutto, hanno recuperato palla. Francesco Scilla chiede se facciamo vedere la partita. Non facciamo vedere la partita, ragazzi, perché ci chiudono il canale. Su che Rai è? Non è sulla Rai, è su Sky, ragazzi. Ma che entrata di Koulibaly, grandissimo. Vai Fabian, allarga, fallo. Bella Mattia Pisano dice bella. Ciao Mattia Pisano, ciao. Jason Venezuela, aiutami a fare il pallet. Il pallet, deve andare a fare i colli? Vai, comincia tu, io vengo domani. Domani, ma anche dopodomani magari. Sì, domani. Scusami, Jason Derulo, vengo dopo domani. Allora, per ora ancora nessuna azione importante, solo possesso palla, andiamo un po' avanti e indietro. Ti tieni aggiornato qua, io ci penso. Sì, io tengo aggiornato sui commenti. Napoli spacca i culi a tutti, sì. Speriamo ragazzi, speriamo. Ma così, non guardare le mani, ma guarda le braccia. Addirittura. Te guardo la partita, io penso ai commenti, se no qua... Ci scimuniamo tutto quando... Rino Ner, scusate se scrivo poco, ma sono in trance quando c'è il Napoli, forza Napolese, non ti preoccupare. Ciao fratello partenopeo, ciao Rino. Ciao Rino. Posso sapere che ci sei. Azione pericolosa! Madonna, per la Juve. Ronaldo ha fatto un tiro parato da Meret. Grande parata. Però era da fuori, mamma mia. Angelo Mega dice segnerà KK2, speriamo.
Speriamo. Ma sono l'unico juventino. No, non ti preoccupare, ne sono passati altri. Non so se sono sempre in live, ma ce ne sono altri, non sei solo. Ciao Rino, sempre con noi, ti vogliamo bene. Io ti voglio tantissimo bene, anche la mia moglie. Anche mia moglie ti vuole bene. E anche il ciucciariello. Sei un mio fratello, lo sa che sei mio fratello. Salutate il ciucciariello. Maron, mamma, lo so, ha tirato Cristiano Ronaldo. Mangiate un limone, zuccusi. Insigne e Mertens. Ciao. Non potete dire che la Juve ruba. No, io onestamente non sono per dire che uno ruba, uno non ruba, tanto le cose come vanno non si sa. La ruota gira e gira la ruota. È così. Oggi a te e domani a me. Infatti il tuffetto di Mertens è girato. Insegna Mertens ci dice ciao. Rino Ned dice un po', io sto un po' indietro rispetto a voi. Oddio, speriamo di non spoilerarti niente allora. Speriamo che tu non sia troppo indietro. Salama Igab dice: ho fatto una scommessa con mio papà che lui tifa Napoli e io Juve. Allora vi scozzate stasera, ragazzi. Ti faccio fare come un pazzo. Stai con noi, grande amico. Gabriele Buttò dice: Alessandro Alleiamo. Che i soldi si fa tutto così, con i soldi si fa tutto, veramente. Si compra anche gli arbitri, guardaline. Smettila. Ne sanno qualcosa. Facciamo la persone sportive. Quelli con le maglie. Silenzio, che il ciucciariello se no ti picchia. Un'apla da 20, ciucciari. C'è una rimessa laterale per la Juventus. Juve in attacco, Bonucci. Alexandro Matuidi, Ciucciariello non ti dice la verità e non te lo voglio dire, no, il Ciucciariello con me è onesto. Oh Paolo, state accorto Napoli, state accorto a Koulibaly che te la mette lì. Amo, finisce. Te la mette lì. Ciao belli. Ciao Federico Pascucci, ciao. Dai Lazio. E capito Boca un Napoli da vincere. Deve vincere sempre. Grande Federico, grande amico mio. Via. Sto parecchio, lascio la live aperta, ma l'abbasso di volume perché sai come. Lo spoiler non è bello, esatto. Rimani ma che forza Juve, Federico, e ti fa po' Napoli, ma perché c'ha anche la maglia azzurra. Più o meno la vostra è celeste, è più vicina al nostro colore. Perché devi ti papà? The King of Skulls ci dice ciao. Che c'ha le maglie a strisce, Forza Napoli, grande. Grande, The King of Skulls. Kalidou Koulibaly, ciao. La palla. Per ora si fa possesso palla noi, loro. Sembra una partita molto bloccata. Fai vedere la TV? No, perché come Paolo, pesce. Po. Forza Juve, no ragazzi. No, non ve sopporto. Non me sopporta, ma tanto un Napoli piace a tutti al mondo. Il Napoli è forte, mi dispiace vedere il Napoli è più forte della Lazio. Amore, tieni l'occhio sulla partita. Io penso ai commenti perché non mi vorrei perdere qualcosa di interessante. Grandissimo like per voi. Grazie mille, Rino. Mi raccomando, lasciateci un like, che più like ci lasciate più è facile trovarci. E facciamo girare la ruota. Se più metti like più gira la ruota. A quello lo so. Grazie, lo so. Quanti pollici è la vostra TV? 49 pollici, ragazzi. Su che canale? Sul 251 di Sky. Allora, su che canale? Gira e vedrai che troverai. The King of Skulls ha fame. Magna, figlio. Che te devo dire? Non ti possiamo passare un panino per computer, mi dispiace. Non possiamo passarti un panino. Forza Juve, raga. No. Mi dispiace, non posso essere d'accordo. Daniele Sinzi. Preso se il pollo onesta. Daniele Sinzi, bella lei, ma è mia. Che re? Vai giù, non ti copiamo un friends. Sempre like e preventivo. Io lascioti like. Mi lasci, ciao. Perché stavamo insieme? Non lo sapevo che stavamo insieme. Dai, vai, grazie per il like. Grazie Salama. Gabriele ottimo, partita da tutte e due le parti. Sì, per ora ce la stiamo giocando. È un po' bloccata, però niente azioni interessanti. Siamo all'8° minuto, vediamo cosa succederà. La mia ragazza, sì, la mia donna, la mia moglie, no, ma aveva da fare, lei studia, Avevo da fare, purtroppo, sono molto impegnata. Capito? Lei studia, è una studiosa. Ne faccio mazzi tanto.
sta sempre a leggere libri, quaderni e tutto cose. Forza Napoli, Gennaro Petillo, grande. Ciao fratello partenopeo, ciao, forza Napoli sempre. Azione pericolosa della Juve salvata da Koulibaly. Ancora però, la Juve è ancora nei pressi della... È ancora in zona di attacco ma fuori dall'area, è molto laterale, vicino alla linea del fondo. Rinviala forte sta palla. Vediamo se riusciamo a evitare il calcio mannaggia vai. Bravi. Vai. Ok, l'abbiamo rispedita a centrocampo. Sì, però no, sono sempre... Che faccio? Vi seguo? Look at me, se ci vuoi seguire, solo piacere ci fa. Comunque ragazzi, per chi non è iscritto al mio canale, vada su Napoliello87 su sotto YouTube. Il video lo potete vedere subito qui sotto, c'è il bottone, basta pigiare iscriviti e sei iscritto al canale e mi segui per sempre, così mi sopporterai tutti i santi giorni. Vediamo. Perché parlo principalmente del mio Napoli, ma parlo anche di altre squadre. Se siete tifosi di altre squadre, parlo anche delle altre squadre, perché commento ogni partita, ogni posticipo di ogni partita di Serie A. Grazie Look at Me che ci segui. The Kings of Skull, rispetto per la Juve, però forza Napoli. Sempre forza Napoli, grande re, il re. Ciao Fratimo, ciao Sibiu. Ciao Sibiu, buona live. Sapientone, hai segnalato senza motivo la tua live. Oh, peccato. Un abbraccio e buona partita. Scusami, ma sono incavolato a mie marce. Ci credo. Come mai te l'hanno segnalata? Strano, se non avevi fatto... Come Sibiu, ti hanno segnalata la live? Ma sì. Però... Che strano. Non si fa. Che brutte queste cose, ragazzi. Mi dispiace, fratello. Mi dispiace, Fratimo. Attenzione, attacco della Juve. Ciao Xen, sempre forza Napoli. Forza Napoli. Sempre. Ci bucama Juve. Sì, la bucheremo, però per ora è la Juve che sta attaccando. Sono un po' più pericolosi di noi, si fanno più vedere nelle nostre parti che noi dalle loro. Sì, per ora sta giocando la Juventus, sta spingendo la Juventus. Mi sa che voi prendete 2 salamini dalla per Juventus. Per ora se continuiamo così, un abbraccio e buona partita. Sì, un abbraccio grande, fratello. Sì, un abbraccio Sibiu, mi dispiace. Sì, credici, grande Alessandro. Ma su che canale è? Su Sky, ragazzi. Noi lo stiamo guardando su Sky, satellite, canale 251. Ma anche qui c'è, anche qui, perché parliamo noi. Sì, vabbè. Scusi. Attenzione, vai Koulibaly. La Juve sta pigiando in avanti, sta continuando ad attaccare. Ora andiamo noi, vai Insigne, allargala però. Ma passala la palla, passala. Però ci hanno fatto fallo. Sì, ma Insigne la passa poco quando va. Punizione per noi. Occhio Insigne, occhio. Ma Manolasso spezza il coscio a tutte quante. Sì. Vediamo un po' per ora. Juve 2 Napoli 1. Sì. No. Salama, lo so che sei juventino. Però aspetta, e poi vedremo che succede. Vedremo chi mangerà di più salami. Ai. Allora, ora abbiamo la palla noi. C'era Manolas. Indietro per Meret, da Meret a Koulibaly. E dai. Koulibaly a Di Lorenzo. Che la ridà a Meret. Allan. Ancora Koulibaly. Va su Gulam. Verimmo. Koulibaly. Vai, Koulibaly. Passa che ti ripassa. Vai, fallaccio, è fallo quello. Come si vede nei film muti. In caso di correre rimanete impassibili, mi raccomando. Difficile. Scusa, 1-2, Napoli 0. Sì, vabbè, Ma anche no. No, tutto da vedere. Esatto. Non si dice Scalzi, si dice Skulls. Vabbè. Skulls. Ciao Marta Beauty. Un saluto e un abbraccio. Grazie Marta. Grande Rino, amma pare con me pazzi. Ciao a tutta la chat. Ciao cara. Ciao Marta, ciao. Dai, vediamo se riusciamo ad andare un po' in attacco. Non ci facciamo fermare sempre a mezzo campo. Mettete like. Mi raccomando, tanti vai like. Vai Insigne. Crossala. Dai. Vai, tira Allan. Tira! Mannaggia la miseria, Tira fuori di Allan. Mannaggia, Szczesny ha fatto una paratona su Allan. Sull'angolino. C'eravamo quasi, però siamo stati più era più centrale, penso. No, era abbastanza vabbè. Era angolata, sì. Era angolata, però Szczesny. Gennaro Petillo dice Juve 0 Napoli 2, sperammo. Victor Madonna, che parata ha fatto Szczesny. Partido, amigos, póngalo, per favore. Non si può.
Che parata No, ha fatto Szczesny, porca. Avete ragione che non sappiamo chi vince, è vero, è tosto sto Calcio d'angolo per il Napoli. Infinity clean, gol. No. 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 Regix, che mazzella che ha avuto il tuo portiere alfabeto, come si chiama? O codice fiscale, ha fatto una parata. Guarda là, ma che parata, guarda là, ma che parata, Szczesny. L'ha buttata fuori. Mamma mia. Su un bellissimo tiro di Allan un dal bel limite tiro. dell'area. C'è purtroppo tutto il tempo, ragazzi. c'hanno anche un bel portiere loro. Abbiamo tutto il tempo. Si è fermato il gioco, si è fatto male chi è? Qualcuno si è fatto male. Della Juventus. Calcio d'angolo per il nostro Napoli, calcio d'angolo. Non è vero, è il più forte portiere d'Italia. Chi è? Szczesny? Ma... Vabbè, uno fra i più forti sì, però non lo so se è proprio il più forte. Però... Vai, calcio d'angolo, vai Napoli, vai! Tira! Vai, mannaggia la miseria! No, contropiede della Juve, mamma mia! Pericoloso. 3 contro... Addio! Oh, corri di là! Corri! Mamma mia! Corri! Oh! Oddio! No! Ha fatto con la Juve, porca... Mannaggia la miseria, mannaggia che l'anfamo, mannaggia! Chi è questo? Danilo ha fatto subito su contropiede, ragazzi, eravamo 3 contro 3, ci siamo fatti imbucare come fessi. Ma come si fa? Sì, contropiede. Anche quello contropiede. Che tristezza. Sì, lo so, Regix, stai godendo, Lo so. Abbiamo preso un contropiede proprio da Sarchiaponi proprio. Fa mucca, hai ragione proprio. Sto in auto che è. Ce lo dicerà a noi. Mamma mia, pure Meretti come ci è andato là? Guarda là, ma pure Meretti ha fatto una cosa che fa, era? La Meretti poteva far meglio. Salama esulta. Poteva far meglio, Bravo David, deve andare Lozano. Deve andare Lozano. Ciao Lozano, speriamo di vederlo. Sì. Ma che sì, bravo Look at me 21. Difendici. Alessandro Pietrosanti, forza Juve sempre. No. Godo gol della Juve. Raga. Vi prego, non infierite troppo. Ha fatto gol Danilo, il nuovo acquisto della Juventus. Subito, con il Napoli i nuovi acquisti fanno sempre gol. Che cavolo. Mannaggia. Fatemi aggiornare qua, purtroppo. Al 16esimo. Mannaggia la miseria. Mi sa che era il 15esimo, veramente. No, 16esimo. Ma è ora il 16esimo. 15esimo, Danilo. Verona così Juve. Sì, un attimo. Tanto il gioco è fermo. Sì, un attimo, ragazzi. Ok, ma mi è successo limone, Paolo, ti prego, non infierire. Ma poi Danilo chi lo conosce, vero? Mo fa gol Manolas. Andate a fare. Speriamo faccia gol Manolas. Ancora la Juve sta attaccando. Ragazzi, però non ci offendiamo, dai, cerchiamo di essere per civili. arrivare a casa. Ciao ragazzi. Ciao Marta, Beauty. Ciao. Un abbraccio e un bacione. Grazie per essere stata qui con noi. Quando voi stiamo sempre qui fino alla fine per vederci questa partita. No, fino alla fine fino alla fine Forza Napoli. E sei sempre con noi quando voi siamo qui, Chiunque. Paolo, hai capito Paolo? Ecco, ragazzi, cerchiamo di essere civili. Ma che è? Mannella, ma devo scannare. Già, dai raga, vediamo di fare almeno un contropiede. Dai. Vai, Napoli! Siamo tutti con te, vai! Comunque come al solito è loro un tiro. No, ma la Juve sta giocando. No, sì, gioca, ma l'unico tiro pericoloso che hanno fatto, gol. Devo dire la verità, la Juve sta facendo la partita ora. È vero. Siamo tutti chiusi. Guarda là, Madonna, di nuovo. Ma guarda ancora, no, non lo fate no! Mannaggia la miseria, ma come cazzo si fa? C'è il gol fotocopia. Vabbè, niente, no.
No, non è fotocopia. La modalità. Ha fatto un grande gol, amore. Ma la modalità è uguale. Sì, da mezzo area si è girato, ha tirato in qualche... Cavolo, raga. Higuain quando la vede la nostra maglia fa grandissimo, non c'è niente da fare. Guarda là che gol fa, mannaggia. Non è per male, ma la Juve è 10 volte meglio del Napoli, merda. No, ragazzi. Pasquale Moretti, sempre forza Napoli, anche se perdiamo, sempre. Forza Napoli sempre, soprattutto quando si perde. Ha avuto pure fortuna sul rimpallo, guarda là. Salame Gab, non essere triste che vince. Speriamo. È difficile, ora si è messa dura, è difficile. Ragazzi, 2-0, dai. 2-0 dopo 20 minuti. 2-0 dopo 20 minuti, ma come cacchio si fa? Ma dai. Higuain al 19esimo. Mannaggia Higuain, ha pure esultato Pillu. Vai avanti, sì, scriviamo. Mannaggia, si sta giocando con troppa paura. Poi la Juve è molto coperta dietro e quando attacca fa male, perché c'ha quei tre davanti, sono mostruosi. Dalla scosta Higuain e Ronaldo. Mannaggia, 1-2 ci fanno male, sono pericolosi. Guarda, poi si perdono troppo pallone. Ma Zelinski, che sta facendo? Stai dormendo con la zizza a bocca, Zelinski. Scitete! Che scità! Balla la sorza. Un panzone si è scitato, sì, mannaggia, proprio con noi, sempre. Stupido Higuain. Ma che fate? In due! Ma chi va d'accordo? Vediamo di attaccare, però di essere anche un po' concreti. No, manca ancora tanto, dai, sì, speriamo, no. Paoletto, speriamo. No. Mannaggia, poi Higuain quando vede la maglia azzurra segna sempre. Mannaggia, era meglio se se ne andava un'altra squadra, era meglio. Mannaggia Higuain. Sì, possiamo farcela magari. Speriamo, ma dai, è difficile. Manca un tempo e mezzo. Sì, quello sì. Magari gli episodi cambiano la partita. Dobbiamo un attimo resettarci mentalmente. Un attimo cancellare e ripartire. Vai, su. Dai, calcio d'angolo per il Napoli. Dobbiamo fare gol subito. Ora Koulibaly e Manolas. Uno dei due la deve buttare dentro. Vai che sono forti di testa. Metticela in testa, vai. Dai, mannaggia. Koulibaly c'era quasi. Infatti c'ha le mani in capo. Bonucci ha schiattato la faccia. Mi sa che Koulibaly provando a dare il colpo di testa ha preso Bonucci sullo zigomo che sta a perdere pure sangue. Gli ha dato una capocciata e niente Koulibaly. Vabbè, si mette un cerottino. Io penso che vince la Juve 2, Napoli 1, speriamo di no. Sì, Rino, difesa troppo svagata, sì. Anche il centrocampo non lo vedo bene stasera. Madonna, Koulibaly, che cavallo. Perché stiamo facendo filtrare troppi palloni per gli attaccanti. No, l'ha preso con il gomito. Koulibaly ha preso con il gomito Bonucci sullo zigomo mentre saltava, però. Cioè, non è che non c'è stato volontarietà, niente. Comunque, Rino, sì, la vedo male la difesa, ma il centrocampo anche, perché non protegge bene davanti la difesa. Alan e Zelinski stanno facendo abbastanza male. Vabbè, è una partita tosta, si sapeva. Gabriele Buttò dice: sapevo che avrebbe segnato Higuain, ve l'avevo detto. È vero, però se sperava comunque di non. Per ora come ora sta meritando, purtroppo pure da tifoso napoletano dobbiamo essere onesti, per ora sta meritando il vantaggio la Juve. Purtroppo sì, perché ha creato più di noi. Sì. Ora magari non 2-0, perché non è che ha fatto tutte quelle azioni pericolosissime, ne ha fatte due pericolose e ha fatto 2 gol. Uno l'ha fatto in contropiede, sì. Ma 2 azioni pericolosi, 2 tiri nello specchio della porta, 2 gol. Sì, ma questa ha fatto una grande giocata di Higuain, quell'altro sul passaggio. Questo ha fatto una grande giocata. Va bene, però noi siamo lì, appunto, 2 azioni pericolose. Ma poi su Higuain io non lo capisco. Al Milan ha fatto Davvero mancano scusate, in Higuain. Pardon. Un po' di dislessia da tastiera, scusate, non è semplice, lo schermo qua è piccolo e io sono mezza ciecata. Pardon, grazie. Allora, comunque, dicevo, Higuain al Milan ha fatto una stagione flop, al Chelsea ha fatto flop, a d'estate ha fatto flop, è ritornato alla Juve e è ricominciato a segnare contro il Napoli, giustamente. Salutiamo Cubra che ci saluta da un'interista doc stasera. Forza Ciucciariello, forza Ciucciariello. Ciao Cubretta, buonasera carissima, un abbraccio grande, un strunze Ronaldo, sì. Vai, sta attaccando il Napoli. Cubra, però il Ciucciariello stasera è depresso, mo è depresso un poco, vedi, si mette le mani davanti agli occhi. Vai.
No, come fai? Mertens! Ma era fuori gioco, Vabbè, era fuori gioco, ma comunque Mertens davanti al portiere da solo gliel'ha tirata in mano. Mamma mia, stanno facendo morire. Stasera è tosta, raga. Su CR7, anche no. CR7, no. CR7, no. Ma il Napoli sta perdendo. 2-0, sì. Purtroppo sì, è anche meritatamente. Purtroppo. Cupra, sì, teniamo aggiornato sempre qua sotto, come vedete, il risultato. È troppo forte la Juve. Raga, per ora ci sta un po' a menà. È vero. Però speriamo che ci scetamano bug. Speriamo di non andare in palla. È quello il problema, perché sì. se ci diamo una scossa... sì, Cupra, sì. Infatti sto rosicando di brutto. Sta giocando bene la Juve, meglio del Napoli. Allora, è abbastanza combattuta, ma comunque la Juve sta facendo più attacchi del Napoli. Anche noi proviamo, andiamo, ma non riusciamo a essere concreti. Sono molto più combatti di noi dietro, giocano meglio di noi. Noi ci facciamo imbucare troppo facilmente. Poi in velocità loro tre sono demoniati, cioè dalla scosti qua in Ronaldo ti aprono gli spazi. La nostra difesa è un po' ballerina, stasera è un po' Koulibaly, sta andando in attacco. Vai Koulibaly, vai a Borgoglio! Niente. Sì, ma deve passarla la palla lì. Ma la Juve sta giocando bene o è colpa del Napoli? Allora, la Juve gioca bene, la nostra difesa è un po' ballerina, però tutto sommato non è che stiamo facendo schifo. No, sta giocando meglio a Juve. Sì, cioè, noi non si è creato niente, non si è creato un tiro di Allan, quel tiro lì. Allora, l'ho detto adesso, la Juve sta giocando meglio di noi, però non è che ci sta schiacciando e noi facciamo schifo. Ora stiamo cominciando a giocare, però non riusciamo mai a concludere verso la porta. Non siamo concreti, non riusciamo, arriviamo... No, nemmeno a tirare, ma nemmeno. Poi quando tiriamo, se tiriamo, c'è quello. Vabbè, gente, la partita è finita su obiettivamente parlando. E adesso, ragazzi, siamo al 25esimo, un attimino. Toscano, ma no, lui è toscano. Come parliamo? Ma lui è toscano, no, lei è toscana, no io. Gli serve al Napoli solo convinzione e vedrai. Sì, il problema è trovare la convinzione. Sì, ma difficilmente si trova. Ora con questo risultato siamo un po' disperati, andiamo lì avanti un po' con disperazione più che... Oh madonna. Ciao Giovanni Savino, buonasera. Speriamo il Napoli tira fuori la grinta. Speriamo. Secondo me Ronaldo segna. Può darsi, speriamo di no però. Paolo La Sorsa. Uè Fra, mi stacco, consumo troppo, ci vediamo domani. Ci vediamo domani, Fra. Ciao Paolo, sempre forza Napoli. Lorenzo Baccare, vivete a Napoli? No, Lorenzo, viviamo in Toscana. Alex Fat, ma tanto è compromessa, la Juve 2 tiri 2 gol è fatta su. Alex, ragazzi. sì, è difficile da rimontare, ma dobbiamo sempre crederci. Pasquale Monetti dice nel secondo tempo almeno pareggio o un gol si fa, speriamo. Cupra Intermania, spero con tutto il cuore che recupera, speriamo Cupra, spero con tutto il cuore anch'io, un abbraccio. A Ciucciari che mi combina? Ecco di caffè, speriamo che cambia la partita Lozano, magari Llorente, ma Llorente non gioca, di sicuro è arrivato ora. Napo, ma voi tutto l'anno fate la reaction? Sì, tutti gli anni si fa la reaction. Dipende dalle partite più importanti, i big match, sui big match si fa. Sì. Ruca, vattela a prendere qua. Perché non ci vai tu? Vai fuori, ci sono tanti posti. Io ho più ansia ad essere in vantaggio che in svantaggio. Vabbè, però puoi gestire la partita tranquillamente, la squadra ce l'hai per gestirla. Purtroppo sì, Cartal, sto rosicando come che. Mamma mia. Davvero è stato in Toscana? Io credo. No, Cupra, siamo in Toscana, da 15 anni sono in Toscana, perché lei è toscana. Lei è toscana. Infatti sono venuto in Toscana per questa qui, per questa donna qui, Mannaggia a me, mi ha rovinato. Esagerato. Dopo 15 anni. Napoli, uscite da sto suono, che ti già venire a dare una macchinetta di caffè a tutto quanto, mangerà. Carta al Curva Nord, io sto a vedere 2 partite in contemporanea, non ti scemonisci. Grande Carta, ti voglio bene, lo sai, sei mio fratello, sei il mio fratello interista. Oddio, un altro attacco della Juve, Maronna. No, l'abbiamo buttata fuori. Prepara a cascetta per il lavoro, sì. Paolo, ma non dovevi andare a dormire, Stai andando qua, sei proprio uno juventino, sei. Madò.
Vai, oh, mannaggia, fallo quello, su Gulam. Calcio di punizione. Ah no, come l'ha toccato? Ma come non l'ho toccato? Quando sempre così, io non ho fatto niente. Ma poi guarda là come è trasuto. C'è pure l'ammonizione, c'è. Gesù. Io non ho fatto niente. Buoni. Allora lo sai, fra. Cosa so? Giovanni Savino, una vagonata di caffè, ragazzi del Sì, Napoli, ci facciamo vuole. 2-2, speriamo. Per chi sta vedendo la partita è già chiusa, sarà un continuo provarci del Napoli, ma ho dubbi. Ha ragione Alex Fat. Però no, grande Meret, meno male. Ha salvato il 3-0, 3-0 su Grande Khedira. parata di Meret su Khedira, grande paratura. Mannaggia. Ci ha salvato il 3-0, no, perché quando attacca la Juventus Ronaldo ha fatto una giocata pazzesca di tacco, ha liberato Khedira. Comunque la Juventus quando attacca ci fa sempre male, perché una giocata di un giocatore praticamente libera quell'altro che potrebbe fare gol. Grande parata di Meret che è stato di usato. gomito, ha parato di gomito. Abbiamo avuto un po' Ramon Palmera, ciao, buonasera. Speriamo entra Lozano, speriamo. Lorenzo Baccarti dice che hai un accento tra il napoletano e il toscano. Vabbè. Comunque ragazzi, chi ancora non si è iscritto al canale, iscrivetevi al canale di Napoliello 87 qui sotto. E lasciate un like qui sotto. Grazie, così gira la ruota, gira. Allora, Lord Kermillino dice fai una canzone trap che spacchi troppo. Stiamo perdendo 2-0, stiamo perdendo. Che te la piglio? La colpa è che tu stai portando male. Pigliatela col ciucciariello che c'è il corpo che non funziona. Tu, sto costo, metto in canne se non mi fai vedere bene la partita. Non lo tratta male però, ne esageriamo. Ne esagera con il ciucciariello. Zelischi, stai tutto sudato e ne hai fatti niente. Madonna, raga, che pena. Juve Napoli, due grandi squadre. Sì, attualmente sì, però la Juventus sta facendo vedere la sua superiorità di essere più forte del Napoli. Per ora, forza dentro lo fallo questo. No. Va. Ora è fallo, sapete? Ma ti pareva. Appena toccato, ma tu ti sei buttato in te. Carta al Culva Nord dice iscrivetevi a sto canale su di Napoli subito a 1000, grazie caro. Grazie Cartal, grazie fratello mio, ti voglio bene. Oh madonna ragazzi, che pena. Vai Ciruzzo, vai Driss, forza Ciro Mertens, forza. Mamma mia, Manolas. Se non c'entra nulla la tua Lady. Ecco, grazie Cupra, che lui è cattivo. Allora c'entri tu Cupra, la colpa è tua Cupra, me la piglio con te. Scherzo Cupra. Pietro Santi ti dice che sei napoletano ma sei simpatico. Grazie Alessandro, grazie, mi fa piacere. Ho tanti amici juventini, ti voglio bene pure io. Capito? Ho tanti amici juventini che sono anche in chat. Resta con noi, non mi lasciare, iscriviti al canale subito. Grazie. Cremlino dice ma quante cose insigne? Nano, sì. Mannaggia miseria. Oddio, attacco della Juve. Non fatti là! Però traversa! Mannaggia, meno male. Cioè, da buon limite dell'area ha preso la traversa. Chi era? La difesa sta facendo... Khedira. L'incrocio dei pali ha preso, l'incrocio. Guarda, se l'è girato... Madonna, traversa. Mamma mia, ragazzi, dice male, ragazzi. La Juventus sta dominando su tutti gli aspetti. Anna Manzo dice mo entra Lozano e vinciamo. Buonasera, speriamo. Diciamo, già se la portiamo sul pareggio già è tanto. Regix dice il Pipita, ma anche no, stupido Pipita. Alessandro Pietrosanti dice sono già iscritto, grazie fra. Comunque vedo che la Juventus sta dominando, cioè sta dominando sotto tutti gli aspetti, sul centrocampo, su attacco, sulla difesa, che la difesa della Juventus rispetto a quella nostra è molto più compatta. La nostra lascia buchi, dove la Juventus crea occasioni pericolose. Sì. Ramon Palomera dice non intendo nada, noi siamo italiani. Grazie Salama e Gab, grazie mille. Pasquale Monetti dice ovvio i napoletani sono sempre simpatici. Pipino è più vecchio non, sì. Tiene pure una bella panza. Salama dice iscrivetevi al canale, grazie. Ciao Anna Manzo. Juve merda, sì. Però purtroppo la Juve è forte, che dobbiamo fare? La Juventus sta dominando. Maledetta Juve, sì. Cubra, hai ragione. Un regalo, sì.
Vabbè, se non ce la faremo noi a battere la Juve, magari lo farà l'Inter per noi. Paolo dice, anche se è vero, anche se napoletano un po' scoiattolo, posso assicurare che è simpatico. Pure a trapezzi che sì. Vai, dai, forza! dai, Forza ragazzi, Fabian! dai, Tira, la fucilità! Ma no, un calcio d'angolo, tira un po', ci sta una porta tanto, e tu tirando sto un calcio d'angolo. Che minuto è la partita? Attualmente al 34esimo. Il Napoli sta subendo e noi quando si tira in porta si tira sui calcio una porta tanto tirano ai tifosi un altro po'. Cartal ci ha messo in community, grazie Cartal. Higuain e Sarri traditori, vero Cubretta. Forza Napoli, Anna, forza Napoli. Grazie Cartal, grazie fratello mio. Alessandro Pietrosanti, no, io odio l'Inter a morte, ho lo zio e il cugino interista. Ciao Chiara D'Amato, ciao, un bacione. Ciao Chiara. Ciao, sempre forza Napoli, Chiara. Non si dicono le parolacce, ma la Juve ha rotto i puntini. Pasquale Monetti, l'Inter quest'anno secondo me spacca. Speriamo che se il Napoli non vince, voglio che vince l'Inter del mio fratello Cartal Curva Nord. Oddio. Passate anche dal canale di Cartal Curva Nord e di Rino Nair. E di Cubra. E di Cubra Intermania, sì. Chite. Vai Napoli, vai. Mi 21 e Chite. Anche da Chiara D'Amato, passate anche da lei. Forza, fate girare la ruota a tutti i canali, giriamo. Lukaku 2 gol, ci vendichiamo pure per voi se non recuperate. Speriamo, io lo spero, se il Napoli non dovesse farcela, spero che l'Inter Anna Manzo, il Napoli vince lo scudetto. Fammi fare una rattata, Anna, scusami, ma mi devo fare una grattatina proprio di formaggio, a grattugiata proprio. Oh, ma che complotto contro la Juve. Devo prendere la rattacasa. Siamo in un canale napoletano. E sto pure rattando in casa con la rattacasa. Hai finito? Ma che è? Così mi mancate. Ciao a tutti, innanzitutto. Va pigliata Red Bull e si chiude veloci. Ciao Chiara, un bacione. Grazie mille di essere stata qui con noi. Quando Ciao, voi Chiara. è sempre aperta a casa, a grattacasa e pure a partita. E ogni tanto io ricordo a tutti quanti di iscriversi al canale, da sta qua e lasciare un vai su, vai, allargala, Insigne se n'era andato. Dai. Vai là. Vai! Oddio! Mannaggia, c'era pure Mertens che si era inserito. Alto sopra la traversa. Vai, almeno proviamoci. La partita, se facciamo un gol la possiamo rapire. Bisogna far gol. Ragazzi, Bisogna far gol. Anche se la porta non agarriamo, nemmeno se li paghiamo, non tirano nello specchio della porta. Vedono la porta più alta, la porta lunga quando ha il calcio d'angolo, lunga 10 metri. Io non lo so. Vabbè. Chiara ci dice che siamo sempre simpatici, grazie Chiara. Anche io, Antonio, anche io. Oh, ciao Guido, ciao Guido Catania, ciao fratello. Che squadra stai? Siete forti, lo devo ammettere. Avete due grandi squadre. Perché due grandi squadre? Perché la panchina pure è una grande squadra. Purtroppo la Juve c'ha due squadre. Non è una squadra, c'ha due squadre. Però spero che non vincete questo campionato. Spero che se non sia il mio Napoli a vincere, sia la squadra dei miei fratelli interisti, di Cartal e di Cubretta. Raga, non iellate il Napoli. Vero Cupra. Sì. Attenzione. No. Allora, punizione, vai là. Vai! No, troppo lunga, vediamo se arriva qualcuno. No. Ovviamente. Rimessa. Dobbiamo aprire la partita subito. No, ma che passaggio sono? No, ragazzi, non si fa un'azione seria. Si sbagliano dei passaggi proprio. Io non lo so, passaggi semplici si sbagliano. Forza Napoli. Vai Mertens. Anche Mertens sta rumendo la zizza a mucca. Dai Mertens, su. Ciro, caccia la grinta napoletana che accende. Madonna, raga. Mi stanno facendo morire. Io stanotte voglio dormire. Questi mi fanno sta male, mi fanno venire qualcosa. Oh, attenta che... No, copri, copri. Ma non è fallo. Rimessa dal fondo.
volevo pure farlo. Secondo voi recuperiamo? Ragazzi, è tosta perché siamo al 38esimo. Attualmente la Juve la controlla molto bene la partita. E se recuperiamo o no dipende da con che mentalità rientriamo al secondo tempo. E secondo me ci serve qualcosa di fresco in attacco. Lozano, è il momento di Lozano. Butta lo zaino dentro, andiamo a scuola. Facciamo sto gol, subito. Dobbiamo riprendere la partita. Carta dice che era una battuta al fatto del gemellaggio, però tra noi Napoli e Lessietta li stimo. C'è sempre stima per l'Inter, c'è stima. Io la stimo l'Inter come squadra. Infatti, se non vince il mio Napoli, voglio che vince l'Inter. È la quarta volta. Comunque, sta giocando con il Napoli sta giocando con poca cattiveria. Li vedo molto molli in campo. A Juve li vedo con quella cazzim che usiamo noi. Con quella cattiveria per andare a vincere. La Juve è andata più cattiva di noi. Nonostante noi non vincimmo mai niente, dovremmo essere noi a avere più fame di loro. Invece sembrava all'incontrare la Juventus. Cubra dice: non lo sto vedendo, ma da quanto sento sto capendo che il Napoli non ci sta mettendo veramente voglia di vincere e di riprenderla. No, ci va un po' così in avanti. Cioè, ci si provicchia, diciamo che ci si provicchia. Ora Gulam ha fatto un fallaccio a piedi uniti su Dallas Costa a munizione. Il problema è che non arriviamo oltre il loro limite dell'area. Ha visto quel fallo che ha fatto ora Gulam? Bisogna mantenere la calma e non diventare frustrati. Non ci sta una cosa più bella dell'acqua. Sì, bisogna bere un po' ora, sì, perché dopo questi 2 gol ci arriviamo poco. Bevo. Ci dobbiamo riprendere. Mi prendo in parola, bevo. Vengo più tardi, ti porto in piazza e facciamo a spareccio pollo. vai alla spareccio pollo, va. Decenti, ragazzi, rimaniamo decenti. Ha fame la Juve e poi infatti la Juve ha fame. Ora gli diamo qualcosa da mangiare a sti juventini, qualche limone. Regix dice vabbè, vince quello che ha più soldi. Sì, la Juventus ha un fatturato molto superiore al Napoli, cioè il triplo sarà. E Salama dice il Napoli rimonta il secondo tempo. Speriamo. Allora, ciao Jack, la Juve non lo vince il campionato, lo vince la Champions. Speriamo che non vince sto campionato. Io sarei contento. Un po' di cambiamento dopo 8 anni anche basta. Allora, look me, estate stat. Qual è l'estate? L'estate stat. Ha già capito dopo che ritardo, ma c'è Pasquale Moretti, Sarri e Cato in mano, per questo stanno a vincere. Nicolas, Napoli merda. No, hai sbagliato paese. Napoli, la città più bella del mondo, la squadra più forte del mondo, e il colore più bello al mondo, l'azzurro come il cielo e come il mare. Sono segnali che dà Dio. Look at me dice a Juve c'eravamo a mangiare la pizza, magari. Sbagliavo, ragazzi. Per vincere la partita bisogna avere la tenacia che ci mette sempre l'Atalanta minuto per minuto, e non conta quando vince o quando non vince. L'importante appunto è giocare. Vero, perché non si sa mai, il hai ragione, Cura. Bisogna sempre metterci il massimo nella partita. Vai ora, vai, siete in 3, non dai il massimo adesso. No, ma come fai? Fabian, vai ora. Vai, ma no! Sbagliamo l'ultimo passaggio. Sbagliamo l'ultimo passaggio, ma lo sbagliamo malamente proprio. Sbagliamo l'ultimo passaggio, ragazzi, ma malamente proprio. Facciamo certi errori. Cioè, se c'è 2 difensori della Juve che chiudono, noi gli buttiamo la palla a loro, tra loro 2. Cioè, ragazzi, no, se può. Oh Gesù, attacco della Juve, 3 contro 4. Ronaldo che fa passettini. Contatto dentro l'area, ma non c'è stato niente. Vai di contropiede, però, vai. Sì, vabbè, stiamo in 3, loro sono 4, figurati se li passiamo. Vai, Insigne, vai, falla giocare. Tanto lo conosco l'Insigne, fa sempre la stessa cosa, fa Insigne, vai sempre alla Insigne dell'anno poco, metti i segnali di là, girano poco a sinistra, non andate sempre un po' a te, metti sempre la freccia là. Dice Regix, infatti la Juventus mi sa che regala lo scudetto al Napoli o all'Inter, speriamo al Napoli. Insigne fa sempre la stessa cosa, non si può vedere, Insigne va sempre sulla destra,
Ma ti hanno imparati, Insigne, non hai no. capito che giochi da 10 anni in Serie A e ti impara la gente, ti conosce, capisce il tuo giochino e rientra sempre pure tirare il giro, ma ogni tanto, che ti costa andare a sinistra? Mamma mia. Ma io non lo so. Ma che Io non lo so. Lozano, subito il Ciuchi Lozano, subito, fuori Insigne, che sta giocando male, fuori Insigne. O Insigne fuori, oppure deve far uscire chi ci sta, Cagliacon. Tutti e tre i piccoletti dentro, che velocità, Insigne, Lozano, Mertens. Tutti e tre. È quasi finito il primo tempo, sì, siamo al 44. Ormai la vedo durissima per il Napoli. Dobbiamo vedere questo secondo tempo, a meno che non ci sia un episodio a favore nostro, un'espulsione, qualcosa alla Juventus, potrebbe portare qualcosa a favore nostro, se no la vedo veramente difficile da recuperare sta partita, perché la Juventus sta giocando meglio di noi. Sotto ogni aspetto, quando attacca la Juve è sempre più pericolosa di noi. Sempre più pericolosa di noi. Noi quando si attacca si tira fuori o si sbaglia l'ultimo passaggio per finalizzare l'azione. Non ci siamo. Allora, Jack dice: io penso che da quando hanno fatto il 2-0 si siano rassegnati. È un po' sì. Vai, Carta, ti aspetto sempre. Sei il benvenuto sempre tu. Sei mio fratello, te lo ripeto. Quando vuoi siamo qui per te. In realtà. Siete tutti benvenuti. Vai Lozano, siamo tutti con te. Look at me. Speriamo. Vai Lozano. Oh, vai, corri! Dai! Vai Zelischi, corri! Oh, vai! Maronna, come ha salvato Chillaro! Quella Lady per me è per paura e poca tenacia, devono crederci. Devono crederci. E il problema è mentalità, bisogna vedere come entriamo nel secondo tempo. Magari nel secondo tempo abbiamo un attimo di reset. Paolo la so, meno male, tutto pulito, niente. No, non c'era niente. Appunto, però dice meno male non gli hanno dato rigore, sennò poi dicevano che la Juve se non fa 2-1 il Napoli lo so. Allora dobbiamo andare o negli spogliatoi col 2-1 o subito appena entrati al secondo tempo. Vai! No! Vai Insigne, vai! Regis Juve non regala proprio niente, vero? Se lo vince il Napoli o l'Inter è perché tirano fuori i coglioni. Hai ragione Cubra, condivido quello che hai detto. Ciao Scorpione 1981, ciao amico, ciao Scorpione, buonasera e benvenuto nella live. Oddio, che fatica sta live però, raga, sta diventando faticosa, si sapeva che era dura. Però la Juventus... Però 2-0 così nei primi 20 minuti. Ma io sto male. Ciao Franci 1702 Gaming. Ciao Franci 1702 Gaming. Buonasera, benvenuto nella live. Fra, non imitare il Nieri, no. No, non lo imito, non ti preoccupare. Mamma mia. Oddio. Sto morendo, voglio. Sono in prima partita. Sto morendo. Mi stanno facendo. Sto sconvolto. Anche Look at Me 21 è sconvolto. Ti credo, Look at Me. Il vostro Dani. Ma questa difesa fa. Sì, stiamo facendo come la Roma in difesa, uguale. Sì. Sembriamo la difesa della Roma, con tutto rispetto per la Roma. Ma il vostro Dani. Ciao, il vostro Dani, bella. Ciao, bello. Franci ci ringrazia per il saluto. Sono interista. Benvenuto. Vabbè, Forza Napoli, sempre Forza Napoli, però va bene, gli interisti li accetto molto volentieri, come Juventini, tutti quanti, tutti, anche i Juventini. Anche se un po' a malincuore, però Look at Me ha anche la cartella del Napoli. Vai! Ma no! Zelischi, cioè c'è la porta piglia addosso a Mertens, ma ti pare. No, non siamo competitivi, raga, non siamo pericolosi. Non c'è convinzione, c'è proprio non siamo Ancelotti, a posto di fare con l'occhio così, a posto di fare con le sopracciglia così Ancelotti. Alessandro mastica così. Ancelotti, scite pure tu e scite a tutti chi si cavo primo tempo, ma raccomando, fallo un bel e falle scitare stu su. Finito il primo tempo adesso. Sta sempre a masticare, che mastica. Che tu sei primo, devi urlare, devi farti vedere grindoso come a Conte, all'Inter. Conte come fa? Fine primo tempo, raga.
Alessandro Pietrosanti dice un po' godo perché appena prima di entrare allo stadio il Napoli ha fatto tanti cori contro la Juve, che non è mai bello fare i cori contro, un po' di sfottò ci sta, però i cori contro, cioè, non devono essere troppo pesanti. Sì, babà. Il vostro Dani dice mo domani perdiamo a Cagliari, guarda, madonna, babà, ne abbiamo presi così, te via male. Scorpione, abbiamo presi 2 babà. Look at me di 21 allora, dice aspetta, parliamo un po' della partita. Allora, il primo tempo meglio la Juventus, sia in fase offensiva che difensiva. Ha dominato sotto ogni aspetto, sia a centrocampo che in attacco. Quando noi ci siamo affacciati, no, verso l'area della Juventus, non eravamo convinti per far gol, andavamo troppo svogliati, con la voglia di tirare in porta senza magari guardarsi attorno chi c'era negli spazi, e si andava troppo di furia, si tirava e non si prendeva mai lo specchio della porta. Un tiro è stato fatto nello specchio della porta, quello di Allan, quel bellissimo tiro di Allan che però ci ha messo la manona Szczesny su quel tiro là. Poi solo Juventus quando attaccava, poi quando creava oltre i 2 gol che ha fatto la Juventus, quello di Danilo e quello poi di Higuain con la grandissima giocata, la Juventus quando andava in offensiva dava sempre l'impressione di poterci far male, mentre noi no, capito? È quello. Eravamo troppo convinti, troppo rilassati, di poter portare un minimo pareggio a casa, come minimo. Invece no, ci siamo andati troppo convinti. La Juventus ha dimostrato sul campo invece che è più forte di noi. Noi così ci siamo arresi un po', l'abbiamo presa un po', ma dopo il secondo gol ho visto la squadra un po' calata, proprio. Già ci siamo un po' spenti, adesso ci vuole una scossa mentale. Ci vuole una scossa e secondo me ci vogliono 2 cambi almeno per fare, capito? Quei 2 cambi magari danno la mentalità alla squadra, capito? Allora diamo un'occhiata un attimo ai commenti perché ce ne stiamo perdendo un po'. Franci, perché... Cubra dice Franci è perché mi viene rabbia, se ci sono tifosi della Juventus allora se il Napoli o l'Inter vince lo scudetto è perché si è scansata la Juve, cavolata, perché ce la siamo meritata, semmai, vero. Marco Riccio, sono tornato, vi ricordate di me? Sì, ti avevo letto all'inizio. Sì, Marco, ben ritornato. Ciao Cartal, bentornato fratello mio, Cartal Curva Nord, seguitelo sul suo canale. Look to me, spero che il Napoli rimonti, speriamo amico, speriamo. Cubra Intermania, Simo, ciao Cubra. Regix 85, ma tanto si sapeva che vinceva la Juventus. Vabbè, non era non era scontato, ma la Juventus era la favorita. Diciamo le cose come ma la Juventus non è solo favorita in questa partita, è favorita anche per vincere il campionato, perché comunque ha vinto 8 titoli di fila. Però la Juventus e il Napoli possono impensierirla, anche se in questa partita, come sta facendo vedere, sta meritando la Juventus. Sì, per ora purtroppo sì. Sta dimostrando di essere superiore. LBH Jack dice, regà, io lo so come ci si sente, sono andata a vedere Inter Juve. Purtroppo è così. Scendi con me. Alex Fat, come ho già detto prima, partita finita. Purtroppo sì, al momento sì, perché non vedo un Napoli convinto di poter riprendere il risultato. Se entra Lozano e fanno qualche altro cambio importante al centrocampo, ora chi c'è? Zerin, ma ci sono tutte e tre dentro. Magari mette Hermas che magari c'ha quella voglia di farsi vedere, di mostrare, no? Le sue qualità. O anche Lozano che è un nuovo giocatore. Sì, ma Lozano già l'ho detto. Scusa, non l'avevo I due acquisti, Lozano e Hermas. Che magari Hermas vuole mostrare, no, le sue qualità. Magari metti 2 nuovi acquisti e magari chissà ti cambiano la partita. Di mentalità di psicologia possono dare capito, magari si vogliono mettere anche in mostra, esatto. No? Scorpione 1981 dice dai, finisce tutto 2-2, speriamo. E Cubra dice raga, tutti l'Inter a supportarvi. Grandi. Speriamo, perché io avevo giocato anche un X, dico la verità. Ma chi ci vuole? X dice ci vuole una scossa elettrica. Sì. Ciao, buonasera Lorenzo Tonelli. Interisti, se il Napoli non vince lo scudetto io tifo sempre Napoli, non tifo per le altre squadre, ma ovviamente sì, voglio che lo vince l'Inter. Allora il vostro Dani dice Lozano perché non gioca, perché appena arrivato. Rosti Nebu, sì, mannaggia tutte cose, mannaggia tutti Ciao Rino Nair, Francia, ma non possiamo andare a Torino solo con Mertens davanti. Sì, hai ragione, infatti Mertens è l'unico che fa movimento. Insigne vuole fare sempre la stessa giocata
Niente, non ci sa, non ci sa. Punta vera. Insigne è fuori, dentro Lozano. Farei uscire anche Callejon e dentro anche Milik. Milik e Lozano. Allora, e magari pure Elmas. Farei questi 3 cambi da subito. Elmas, Lozano e Milik. Subito. Allora, The Kings of Skull dice 2-0 sempre, anche no. Il vostro Dani dice voglio il Ciuchi in campo, speriamo. Sì, sono d'accordo con te, il vostro Dani. Sono d'accordo. E con lui è d'accordo anche Rino Ner. Rino, sono d'accordissimo, deve entrare il Ciuchi, deve entrare la bambola assassina. Dagger Game dice chi è il Ciuchi è Lozano, ultimo acquisto del Napoli. È messicano. No, penultimo, perché ora c'è anche Llorente. Sì. È messicano, ex PSV Eindhoven. Ragazzi, vi dico solo che lui in 2 stagioni al PSV Eindhoven ha fatto 45 gol. Niente male, per essere un esterno che può fare anche la prima punta. Subito Lozano, subito Milik e subito Elmas. Per Insigne, Callejon, leverei a questo punto. Allan ci serve per pressare. Leverei Zelinski, che non mi sta piacendo. Leverei Zelinski. Marcio io, dico la mia, se entra Lozano vincerete, oppure fate qualche gol, vi avvicina alla rimonta. La vedo difficile, ora da 2-0 a 3-2 con la Juventus, così che dici vinciamo, la vedo molto ma molto difficile. Un pareggio già è tanto se riusciamo a prenderlo, capite? Che siamo sul 2-0. Ciao Checco Esplorati. Ciao chef Runzo, buonasera, benvenuto. Un sacco. Milik deve essere giocatore titolare, più su, torna su che ne stai saltando. Allora, aspetta. Qui. Milik deve essere giocatore titolare. Sì, ma Mertens secondo me doveva partire titolare. Ora, a questo secondo tempo va bene. Da subito, mettere Milik al posto di Mertens, secondo me, al posto di Callejon o Insigne, che stanno già, penso più di Insigne, leverei Insigne. Ciao Checco, dimmi. Pure io voglio Lozano, infatti tutti vogliamo Lozano, tutti quelli che sono in live vogliono Lozano in campo. Callejon non lo toglierai mai, ma infatti, ma ogni tanto fa bene anche riposare per Callejon. Milik non è convocato, dice Tonelli, Lorenzo Tonelli. No, infatti Milik non era nemmeno stato convocato. Sicché non abbiamo nemmeno Milik in panchina. Chef Nunzio ci dice buonasera, ma quanto siete belli, grazie, buonasera a te. Grazie a te chef, e sei sempre benvenuto, puoi dire quello che vuoi. Tutti siete benvenuti. Sfogati un coppa stufati. Mi raccomando, lasciate un like qui sotto. Salvo Napoli secondo me finisce 4-0. No, ne esageriamo, Salvo, dobbiamo crederci, dobbiamo sempre supportare il nostro Napoli, dai, non fare così. Che telefono ha lei? Note 8. Galaxy Note 8. Non l'ho torto. Già è tanto se pareggiamo. Infatti, Rino, quello che penso io, è molto difficile recuperare sta partita. Io dico i numeri, io guardo i numeri, non l'Inter di ora. Stavo discutendo sulle probabilità dell'Inter di vincere. Rino Raive, Milik, infatti non è convocato, l'hanno detto. Buonasera Ramon Palmera, Olé, Metan e Lozano. Sì, deve entrare il messicano Lozano. Sì. Ragazzi, iscrivetevi al canale chi non si è iscritto. Qui sotto il video c'è scritto iscriviti. Basta cliccarci su e sei iscritto al canale di Napoliello 87, Ciucciariello e Napoliello. Allora, Aveccion, ciao Aveccion 99. Ciao Aveccion 99. Sì, auspico, ma dipende. Dove posso guardare? È su Sky. La partita è su Sky, canale 251. Che dice Cubra? Sì, auspico, ma dipende da lui. Dai, vinciamo in Sardegna. Stanno sempre a parlare di Inter Cagliari. Preferisco Juventina, ciao carissimo. Look at me 21 dice. Io preferisco un Napoli, forza Napoli. Look at me 21 dice Insigne nuove cartone. Ma te stai ne salti. Periferia Juventina dice ciao carissimo. Ciao periferia Juventino. Aspetta legge. Ma tu li salti, vai in fondo. Allora, sì. Ciao, preferisco. Questo l'ho letto, Io vado, speriamo almeno un pareggio. Ciao Checco Spronati, ciao, buona serata, buonanotte se vai a letto e sempre forza Napoli. Allora, Lorenzo Tonelli, abbiamo solo Verdi e Lozano, come Sten. Metti Verdi e Lozano, tutti e due, mettili. Ci vuole un cambio di mentalità. Verdi e Lozano e fuori Callejon e Insigne.
oppure no, Mertens tienilo perché lui ti fa sempre la differenza, non è come Insigne che va sempre sulla destra, che mette la freccia a destra e basta, fa solo quello. Pasquale Monetti, pensiamo alla partita e non al telefono. ma infatti, ciao Gianni Mali, ciao fratello partenopeo, stiamo giocando male, sì, stiamo giocando molto male Jenny, tantissimo male. Letizia Cammarano, ciao Letizia, buona serata e sempre Forza Napoli. Ma la partita la fate vedere? No, ragazzi, no, mi dispiace, no. Franci 1702 Gaming, non sapete quanto sono felice che uno youtuber mi ha salutato. Vi iscrivete al mio canale per favore? Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale di Franci 1702. Mimmo Marti, vi stiamo prendendo a calci in culo. Va bene, sì, state meritando, però bastano poco tono. Che Napoli che il canale fa 251 di Sky. Allora, comunque Gulam ha perso lucidità rispetto. Sì, perché ha avuto l'infortunio, poveraccio. L'infortunio non è più stato lo stesso. Sì, non ha trovato più quella continuità che aveva prima, che saltava l'uomo e che faceva dei cross perfetti. Ora non è più lui, se è un po' morto. Preferivo Juventus. Io speravo in un pareggio e una sconfitta, però una Juventus così non l'ho mai vista, strano. La vedo ancora più forte degli anni scorsi, quello è il problema. Male, Sky, Cubietta in demania, anch'io curioso di vedere Lozano, infatti forza lo zaino, andiamo a scuola che sta cominciando anche, siamo a settembre, vogliamo lo zaino con i pastelli. Devi far gol Lozano, entra, vogliamo il messicano, il Mexico. Il Ciuchi Lozano. Anche il Cicciariello è contento, lo vuol vedere. Grazie, di niente. Salvo Napoli, ci voleva un attaccante alla infatti al Napoli gli mancava un attaccante così. Llorente, con tutto il rispetto, ci può dare una mano a fare riflettere gli attaccanti, ma non ci fa fare il salto Monet. Sì, bravo, non ci fa fare il salto di qualità. Ma Icardi poteva venire a Napoli, sarebbe stato il re, secondo me. A me Icardi non piace. A me sì, avrebbe fatto, secondo me, il re a Napoli. Look at me 21, Juve non t'allarga. Periferia Juventina mi iscrivo, grazie. Chi è? Alessandro sopra era lei. Sì, grazie mille, Periferia Juventina. Naldo Santana, vai Sefuder. Che stai dicendo? Stai leggendo qua e ti salti tutti quelli qua su. Cuprende Maria, salvo Napoli proprio come Higuain, mi auguro che non vi capite di nuovo. Quello, vabbè. Speriamo. Mi spiace troppo sta cosa, era un bel giocatore sulla sinistra, infatti Gulam spingeva tanto, dava molte cose sulla sinistra al Napoli, era quello che spingeva il Napoli proprio sulla fascia sinistra, dava il meglio, invece con Gulam morto così che non ce la fa più, siamo persi un po' su quella fascia, ci manca un terzino forte. Lorenzo Tonelli, vogliamo Lozano e basta, scriva Lozano in chat per chi lo vuole. Chi vuole Lozano in chat scriva e lasciate like. Samara ora entra e segna, speriamo segna Lozano, speriamo, tocca Cornicello, amore, Ciucciariello, tocca il cornicello, tocchiamo il cornicello, toccate il cornicello a Ciucciariello, si sono cicciottati. Chi è? Higuain è cicciottone, sì, però ma pare un po' che un brioscione. Lozano, Ciuchi. Mi sembra anche Ciuchi. Il soprannome di Ciucciariello potrebbe essere Ciuchi. L'ho inventato Ciuchi. Mi piace Ciuchi. Lozano. Buonasera, vai. Pasquale Monetti. Rino Nair, ma perché si è insistito così tanto sui Icardi e con gli stessi soldi non siamo andati a prendere qualcuno? Esatto. O Icardi o Diego Costa, c'erano gli attaccanti. Tu chi va a prendere Llorente che tiene 40 anni, va in pensione. Vabbè, con tutto il rispetto, Llorente è buono, diciamolo un'altra volta, ma è una riserva, non può fare il titolare perché non ce la fa a tenere tutta la partita, secondo me. Oddio, ragazzi! Stanno per andare per il secondo tempo! Sta per cominciare il secondo tempo, speriamo di aprire la partita. Agitato, ma non urlare, te se andano lo stesso. Sta per iniziare il secondo tempo. Mario Rui sta parlando con la dirigenza del Napoli. Lorenzo Tonelli chiede, ma Lozano è il primo giocatore messicano che è venuto a Napoli?
Lozano Messicano, sì, forse forse sì. Ora non me ne vengono a mente, ma può darsi. Letizia French Gaming. Quando inizia la partita? Sta per iniziare ora, stanno per entrare. Rino, no, Letizia Camarrano, scusa Rino. Ma va che rimontano, state tranquilli. 3 gol di Lorenzo Insigne, 1 di Mert. Ora ora esagerato, sarebbe bellissimo quello che stai dicendo. Speriamo. Rino Nai, ragazzi, io passo il volume. Vai, tranquillo, non ti preoccupare, Rino. Quando vuoi ci siamo. Sari ancora crede in voi. Fakis Gamer Love. Sari ancora crede in voi. Sta volando, Sari. Ha preso la Red Bull. Ha preso la Red Bull. Mio amore ci vede doppio. Cupra Intermania, ragazzi, nonostante quello che pensava Insigne, io ci credo. Speriamo di far bene. Dai. Rino Nari, sì, è il primo. Sì, infatti mi sono venute quelle da tennis. La Juve merita anche se sono del Napoli. Sì, sono onesto anch'io. Entra Mario Rui. La Juve sta meritando, ragazzi. Entra Mario Rui, dice Marco Riccio. Cupra Intermania, Napoli lascia perdere Icardi, dopo ti chiedeva danni per immagini. Io sono d'accordo. Io lo volevo uguale. Perché anche no. Ma sai con De Laurentiis? Sveglia Napoli. Sveglia Napoli. Infatti, scetata su suon. Io indovino sempre gol di Mertens al 50esimo, di Insigne al 70esimo. Speriamo. Look me, sto piangendo. Scacco matto Roma Show. Ciao, Scacco. Buonasera, amico romanista. Com'era? Se vince Napoli magari ti mangi una cassa intera di limoni. Te la compro io. Anche no, grazie. Ciao Scacco. Ciao Rino. Ciao Scacco. Mi raccomando a tutti quelli che arrivano che lasciano l'iscrizione e un like se volete altre live come questa. Voglio Lozano in gambo. Sì, lo zaino. Eccolo. È entrato, ragazzi, è entrato Lozano. Al posto di chi è? Mario Rui forse? No, al posto di Insigne. Al posto di Insigne. Anche Mario Rui sta entrando, sì. Lozano e Mario Rui in campo, ragazzi. Per chi? Lozano c'è subito dal secondo tempo. Vai Napoli, vamos Napoli. Lozano c'è. Andiamo a prenderci il pareggio, ragazzi. Io ci credo, andiamo. Scusa, ma Pjanic titolare al fantacalcio, non posso ti fare Mario Rui al posto di Gulam, Lozano al posto di Insigne. La partita sì, è appena iniziata, ragazzi. Mario Rui Gulam, sì, ecco, sta facendo vedere. E Lozano Insigne dovrebbe essere. Not Mr. Shot diceva forza Juve e stima per il Napoli, grazie. Noi siamo molto sportivi e accettiamo chiunque. Grazie. State meritando, per ora. Il vostro Danny dice comunque il Bologna è virtualmente secondo. Alla prima giornata di campionato, seconda. Inizio seconda. Inizio è così, anche nei scorsi campionati mi ricordavo il Chievo le prime 4-5 giornate che era primo. Cioè ciao Cicciariello torna al lavoro. Ciao Summer Love. Ciao Ciughi. Ale Lozano, grande Lozano. Vai Lozano, vogliamo 2 gol subito. Anna Manzo mi saluti. Ciao Anna Manzo. Ciao Anna Manzo. Tutti li stanno rispondendo. Lozano. Hashtag Lozano. La ragazza è la tua fidanzata? È mia moglie. È la moglie. Lozano, portalo domani. Sì, è iniziata da 10 secondi. Paolo, te lo faccio comprare a te Lozano. Lo zaino ora te lo prendi nella porta fra poco. Il gol di Lozano in da porta. Raga. Vediamo un po'. Vai, forza Napoli. Dai. Crediamoci, ragazzi. Crediamoci, Ciucciari. Crediamoci. Dove sta lo zaino? Sta in campo. Hashtag Lozano. È entrato Lozano. Poi c'è lo scarico, Letizia Cammanata. Dai, non ti preoccupare, mettilo sotto carica, poi se vuoi ti aspettiamo qui, siamo qui con te. E te siamo una famiglia, Lozano. Poi siete con noi e noi siamo con voi. Vai Lozano, guarda lì come corre. È bello freddo, vai, credici. Vai Lozano. Forza Napoli, Napoli. Dai, su. Bisogna pareggiare, almeno portarci un pareggio a casa, non perdere questa partita. Andiamo Napoli, forza Napoli sempre, andiamo. Maremma Screpolacci. Dai Napoli, dai. Su, vai mannaggia. Ma sono troppo chiusi lì. La Juve si chiude a 7 difensori dietro, centrocampo e difensori. Non mi segna Pjanic, ma anche no. Ma perché? Scacco, no? Vai Cagliacon.
Ma perché vuoi fare segnare l'ex tuo? Dai, scacco. Ma ti fa Napoli, non ti fare Juventus. Se sei pure la Roma. Sei della Roma, il Napoli è una squadra del sud. Cubra, scacco, preparati che ti distruggo. Brava Cubretta, ti voglio bene. Calcio. Brava Cubretta, ti voglio bene. Io c'avevo Meretti in porta al fantacalcio. 2 gol, Zerischi fatti niente, Mertens non ha fatto niente, Cagliacon non ha fatto niente, onestamente ci ha fatto schifo. Beh. Vai, Ido. Dai. Mannaggia la miseria. Anche Mario Rui è andato bene in parte. Vai, bravo. Vai, su, largala. Tonici. Allargala. Bravo. Vai Cagliacon, vai. Dai. No, ma che fai, Mertens? Te l'ha data sui piedi. Te l'ha data e tu ti scansa. Mannaggia Mertens stasera, mannaggia. Oh mamma mia, sì, però siamo entrati più tonici, siamo un po' più... Sì, ma si risbaglia uguale come prima. Vabbè, però intanto l'importante è che attacchiamo noi e non la Juve. E poi prima o poi il gol arriva. Ma non crei. Cioè, fai solo i passaggini là e poi sbagli l'ultimo passaggio, alla fine non crei niente. Vabbè. Cioè, devi tirare in porta e tirai in da porta. Aia, Ronaldo. Franci, sono 3 ore che fai la stessa domanda. Chi è io? Ma come si fa? Come funziona il fantacalcio? Non capisco niente. Come funziona? Praticamente te Deve scegli... fare dipende, c'è quello ad asta e quello... Vabbè, ma a parte per come scegli la squadra, in poche parole te scegli una squadra di giocatori che giocano in Serie A e a seconda del punteggio che gli danno poi i giornalisti al giocatore, le gazzette, c'è la gazzetta, gli danno un voto fino a 10 e te i giocatori che hai schierato nella tua formazione ideale, che scegli di fare con i giocatori che hai acquistato, sì, perché praticamente hai un punteggio. Quando fai il mercato c'hai 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. C'hai dei fantamilioni a disposizione, ti devi creare la squadra con quei fantamilioni. Quando ti sei creato la squadra devi mettere gli 11 titolari per te per la giornata e la gazzetta ti darà i voti di quei 11 che ha messo in formazione. Sì, si basa sui voti appunto che la gazzetta dà a tutti i giocatori. Poi dipende se lo fai sulla gazzetta, se lo fai su Sky, è troppo lento. Se lo fai su Sky o altri vari giornali, siti. E poi in base ai voti di ognuno si sommano. Io fanno gazzetta, infatti chi ha più voti delle 2 squadre che si affrontano vince. Io a centrocampo Zelischi non ho messo perché sapevo che perdevate. Francesco no, l'ha messo. Era quasi scontato. Allora, Salama e Gab, un gol fatto in questo secondo tempo. Speriamo, ma per ora niente. Pasquale Monetti, che app avete? Per fare per fantacalcio o fantagazzetta? Vai però! Dai! Tira! Fuori! Calcio, ma garro la porta, ma come dai stasera? Tiro di Mertens dal limite dell'area, fuori di 10 centimetri. Ma io non ne posso più. Forse anche un po' anche 20. Ragazzi, vi saluto, è un piacere stare in vostra compagnia, mannaggia screpolaccia. Grazie Cubra. Ciao Cubra, buona serata. Ciao Cubra, un abbraccio. Sto morendo. Ma c'è fallo, hanno fatto fallo. Sì, ho capito, però Matuidi ammonito. Ha fatto fallo, si vede su Mertens quando ha tirato, no? Su Cagliacon. Su Cagliacon. Sì, su Cagliacon, ammonizione di Matuidi. Sì, l'ha preso per il braccio e l'ha buttato a terra. Pasquale Monetti, grazie mille. Di niente. Ragazzi, la partita si è messa veramente male. È tosta, siamo entrati un po' più pimpanti. Vai! Ma se non facciamo un gol alla svelta. Fa sto gol, infatti, ci dobbiamo muovere perché la partita, i minuti scorrono, più scorrono i minuti e più si va verso la sconfitta. Forza Napoli. Offende la Juve, lo stiamo pensando tutti in questo momento, anche se non possiamo dirlo. Però ora stiamo venendo fuori noi sto secondo tempo alla grande, però ci manca la conclusione in porta. Ci manca. Carval Curtanord sta aspettando il secondo tempo del Perù. Vai!
Ma niente, non si riesce a tirare in porta. Dai, però stiamo attaccando, stiamo pressando. Ho capito, dobbiamo attaccare in porta fa niente. Bisogna avere fede nel mondo. Bisogna avere fede. Se non fa nemmeno un tiro in porta, ho fatto chi lo tira un primo tempo e basta. E fate sto gol Napoli, Salama. Poi Mertens ha fatto chissà tu tiro, proprio non vede la porta, cioè andiamo. Scacco dice anch'io sono anti-juventino, ma sono un venduto quando si tratta di Fanta. No, io mai, io sempre Forza Napoli anche nel Fantacalcio. Sempre Forza Napoli. Ui mamma. Ci stanno facendo morire, morire. Attacca la Juventus con dalla scosta. Francesco Vesci dice in queste partite ci vuole una vera punta, hai ragione. Ma non ha sta liberato, ma la Juve è ancora nella fase offensiva fuori dal limite dell'area. Mamma mia, Meret. Santo Meret, meno male, Santo Meret, me l'ha retta a me. Meno male, Meret, mi ha retta a me. Che hai fatto una grande parata. Francesco Vescio dice in queste partite ci vuole una vera punta. Verissimo. Milik non va. Ora in questa partita forse serviva Llorente che faceva salire un po' la squadra, capito? Magari ci serviva in questa partita. Però Llorente è appena arrivato e come sapete un giocatore che appena arriva non è in condizione, non può giocare. Sì, anche io non volto la faccia alla Roma per il Fanta. Al Napoli sì, vabbè, sei romanista, onesto. Però mettete onesto. È una squadra del sud, è tipo la Juve vince. Il mio Perugia, la Mertus se lo ricorda sempre. Sì, anch'io il gol che fece la Van der Sar nella pioggia, me lo ricordo anch'io. Kartal, lo scudetto alla Lazio con quel gol che fece, mi sembra Calori se non mi sbaglio, del Perugia, 1-0. Anna Manzo dice abbiamo una bella squadra però il Napoli non ci crede. Ci stiamo a provare. Buonasera Alex Rossi, buonasera amico mio, ciao a te. Stiamo perdendo Alex, mamma mia, veramente. Scacco diceva ci vuole Maurito, non è venuto, mannaggia ce l'ho al Fanta. Infatti, io sono anti Maurito al Napoli. Io sono per Icardi, io volevo Icardi al Napoli, ci vuole quell'attaccante al Napoli, perché ha visto quando vai, no, mannaggia, vai, mannaggia la miseria, Szczesny, destro giro parato da Szczesny, se ne entrava sotto la traversa, sopra la traversa, no, entrava sotto se non la parava. Sì, ero in tribuna in quella partita. Infatti io mi ricordo il gol di Caluri, 1-0. Ciao Scacco, ciao Cartal, ciao Scacco, ciao Valex. Tutto un salutino. Ciao. Ciao a tutti. Colgo l'occasione per ricordare a tutti quanti che sono arrivati da poco di lasciare l'iscrizione e lasciare un like. Francesco Vescio, non puoi mettere Mertens contro due giganti come Derrick. Infatti ci serviva in questo momento Llorente, ma Llorente è appena arrivato. Colpo di capo da Koulibaly. Llorente è appena arrivato e non è in condizione per fare la partita. Ancelotti commissario deve avere il coraggio di cambiare, anche se sono romanista, forza sud dalla Calabria. Grande. Sì, però purtroppo chi metti? Scusate per tutte queste domande, però sono felice in questo momento. Ti capisco, sei juventino, ti capisco. Grande Francesco, forza Roma. Grazie mille e forza Napoli però. Ma Milik sta giocando? No, non è neanche convocato. È quello il casino. Non ce l'abbiamo nemmeno convocato. Allargala! Dai, che gli con è solo! Dai, tu. Dai, ma non vedi che non giocano con convinzione? Te dici si attacca, non fanno niente. Ma non giocano con convinzione, ma sapete, non giocano con convinzione. Che attacco fanno? Non fanno niente, non stanno facendo niente. Cioè, sto Napoli stasera non lo so, mi sembra si è cagato addosso, non lo so che ha fatto. Sta iniziando il secondo tempo, a dopo per i post partita. Lo fai giusto. Sì, lo faccio, Cartal, a dopo. Ciao, un abbraccio, fratello. Ciao, Cartal. Allora, David Nospi, Lozano. Sì, è entrato Lozano, è entrato. Sarà Maghreb, io sarei più felice. Di cosa? Se fa con il Napoli, speriamo. Non sono felice in generale, non perché sono juventino. Meglio ancora. Anna Manz, infatti. Carta Cubano, ok, a dopo. Ciao, un abbraccio, Fra. Ciao, Cartal. Dai, su. Dai. Madonna. Raga. Iscrivetevi al canale di Cartal Curva Nord. E Cubretta. E Scacco Matto. Pure Scacco Matto. E Valex. E Valex Rossi.
gli amici romanisti. Paolo La Sorsa, dov'è Milik a lunga conservazione? L'hanno Non lasciato c'è. nel frigorifero. L'hanno lasciato nel frigo. Salama e Gab. Io sarei più felice se il Napoli segna, ma Anche pure noi. io. Anch'io. Anche noi. Ma ciao Maro. Ciucciarie. Pezzo di me. Lascia stavo ciucciarie. Io volevo prendere lo Zano all'asso di riparazione, ma vedo che non sta ancora giocando titolare. No, beh, la prima partita no. Grazie mille amico. Di niente, Scacco, ci mancherebbe. Sei un mio amico, gli amici, i canali amici vanno considerati, Supportati. no? Vanno supportati e considerati. Che? Calcio di Punizione punizione, madonna, niente, dal fondo campo. sta partita sta prendendo il verso la Juve, no? La piega verso la Juventus. Gabriel Non ci siamo. GCT, ciao Forza Non ci Napoli, ciao grande Forza Napoli, lascia un like e l'iscrizione se sei appena Ciao arrivato. Gabriel GCT, sempre Forza Napoli, sempre. Sempre Forza Napoli. Intanto salire dalla chat. Paolo dice, che dice Ciucciariello, sono curioso. Ciucciariello è depresso, Paolo, che deve dire? È depresso, è triste. Però c'è sempre il cornicello. Col cornicello qualcosa si può fare. Franci 1702 Gaming dice vi adoro, grazie. Fa sempre piacere. Madonna, ancora devono battere sta punizione da fondo campo. Che fatica. Che partita faticosa. Ma comunque sarà difficile per Lozano. Il Napoli ha tanti giocatori forti che già conoscono l'ambiente. Se come sarà va titolare, il lo sarà tra qualche piccione mese, ci crudo. Il piccione crudo. Francesco Vescio, il Napoli deve pensare a non perdere o pareggiare contro le piccole Oh! lo scudetto, perché dobbiamo mettere la Juve impossibile da vincere. Però insomma, un pareggio, una vittorietta con la Juve schifo non fa. È vero. Ok, ti chiameremo solo Gabriel. Molto volentieri. Iscritto più like mi E grazie mille per l'iscrizione. Un abbraccio amico e resta con noi. Non ci serve lasciamo. un cornicello, serve sì un cornicello, serve. Per ora non serve, hai ragione. Per ora non serve. Mi sto pigliando un limone, Paolo. Ma mi tocca mangiare un limone a me. Avevi fatto la scommessa di nuovo. Ai 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 Però ai. non su YouTube, gliel'ho detto, no? Ai 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 ai. Paolo La Sorsa, fatti un sorso. Paolo La Sorsa, fatti un sorso. Di te. Siete bellissimi, grazie mille. Il Napoli deve pensare a prendere o pareggiare con le piccole se vuole infatti con la Juve ci sta anche perdere a Torino, bisogna vincere con le squadre piccine, sono d'accordo. Mo segna Lozano, immagino. Rosalia Di Mauro. Ciao Rosalia, sì, ciao, speriamo. Ciao Rosalia Di Mauro, mo segnalo speriamo. Vogel Tunt dice Forza Juve, anche no, però va bene così. Intanto voi nuovi, iscrivetevi al canale qui sotto il video e lasciate il like. Allora, ora lo devi mangiare limone con tutta la scorza. Lo so, ma... Vai. Salama dice, tutti quelli che tifano Napoli, se volete vincere lasciate like e iscrivetevi. Grande, grazie Salama. Vai. Scacco, mi ha fatto piacere conoscere anche tua moglie, perché se domani perdiamo il derby mi butto sotto un camion, quindi non ci sarò più. Madonna, Scacco. No, Scacco, ti dico la mia. Ho giocato X2 allora. No! Mannaggia la miseria, mannaggia che la Madonna. Ha fatto quello che Cristiano Ronaldo ha fatto. Madonna. 3-0, mamma mia. E mo' si è chiusa, raga. Mannaggia la Maronna. Francesco Vescio dice, io ho giocato 100 euro sul 2 più over. L'over l'ha azzeccato, l'over 2,5, ma Ronaldo, ya che il limone non lo mangi, credo nel Napoli. Ai, niente, editiamo il banner. Ai. 61. Ai. Ronaldo. Raga. Amo. Ma ti scordi, sei un belletto tu. Non me lo scriveva, io l'ho pigiata, non l'ho presa, che poi da me. Raga, è triste. Ma non c'è la chat, La cosa è triste. Pazienza, ormai è andata, la partita è andata, ma aveva ragione anche Alex Fat, quella prima Milani. Aveva ragione che la partita era chiusa.
aveva ragione, perché vabbè. ma io che ti avevo detto il Napoli sta facendo schifo sotto porta, te l'avevo detto. 90B, io l'ho detto che segna Ronne, infatti così è stato. Che brutta partita, da malissimo, nel momento di scoraggiarsi ci sta. Vero, però Che ormai cacchio. è difficile rimontare. Che cacchio, 3-1 ci hanno piato stasera. La partita si è decisa prima di noi, infatti Francesco, Mannaggia la infatti miseria. Francesco, purtroppo sì, cioè, ma poi non lo so, sta difesa Manolas e Koulibaly, 2 partite 6 gol. Mamma mia. Attacchiamo, speriamo almeno di fare il gol della bandiera. Dai. Abbiamo preso 6 gol. Vai. Dai. Mannaggia, quella infame. Andiamo su. Raga. Vai, là. Dai, allargala. Mannaggia, come si lenta. Mannaggia. Siamo troppo lenti, ma io te l'ho detto, la manovra del Napoli è lenta e non sa quando tirare, cioè poi quando arriva a tirare la butta in cielo, oppure l'ultimo passaggio lo sbaglia per finalizzare, è così. Mentre la Juve c'ha un'idea e la porta avanti fino alla fine, fino in fondo e poi fa il gol, cosa che noi non facciamo, è quella la differenza. Difesa troppo svagata, troppo, vero. Devono rotare là dietro, infatti. Manolas e Koulibaly non si trovano a vicenda o non c'è spiegazione, vero? Sì. Probabilmente devono ancora prendere un attimo ancora, ritmo di gioco. Ancora si devono assestare bene insieme. Cioè... A noi Manolas ci ha fatto vincere partite. Sì, probabilmente si devono ancora assestare, sono solo 2 partite che giocano insieme. Sì, per ora 2 partite 6 gol subiti. Albiol non sembra, ma era ormai fondamentale, è entrato negli schemi alla perfezione. Sì, quello sì. Gabriel è andata, pazienza, sì, infatti anche secondo me è andata, è impossibile recuperare 3 gol alla Juventus. L'errore è aver venduto Albiol, vero? Sì. Però anche lui è voluto andare per tornare a casa, quindi... A fine carriera. Mimmo Marti, scusate, come si chiama il 7 della Juve? Vabbè, lo sai che è il 7 della Juve. Che tristezza. Va bene, non infierite ragazzi, dai. Non c'era arrivato. No, mi ci è voluto un attimo, scusate, io non so così sveglia con i numeri. I giocatori. Che è? Rubentus. No, questa partita la state vincendo senza rubare. No, sì, questa ve la stata a meritare. La stata a meritare. La Juventus però, ha giocato da grande me, squadra. Secondo tempo meglio. La Juventus ha giocato da grande squadra. Vai, Manolas! L'ha chiamato Scacco. Grande Scacco. Scacco l'ha chiamato. Scacco l'ha chiamato il gol di Manolas. Ma che? Ma Scaccomatto, il 7 della Juve si chiama 7 finali perse. Grande Scacco. Scacco l'hai chiamato Manolas, parlava di Manolas che fa il gol con la Roma. Grande. Ha fatto gol Manolas. Colpo di testa su punizione. Gol di Manolas. Vogliamo il gol di Manolas. Vogliamo il gol di Manolas. Manolas. Lasciami la mano. Che minuto sta? Lasciami la mano. 64esimo. Lascia mamma. State fermo che devo aggiungere il bar. Lascia mamma. Pigli mamma. Mi avete spoilerato il gol, scusa Ino. Lascia mamma. Manolas. 3-1 gol di fortuna. Insomma, tutti i gol sono ma che gol di fortuna era buono. Attenzione VAR. No, è gol 3-1. Manolas. Dai. Meglio che niente. Lasciatemi la mano. Prendetevi quest'ass. Un pochino di... Prendetevi l'ass a bastone. Adesso dovete prendere anche Juan Jesus per riconoscere il scambio con Tonelli. Vai. Cosa ne pensate? Perché lo sapevi che è rimasto Napoli? Tonelli in difesa. Cosa ne pensate di questo Napoli? Christian Cirlan. Insomma, no. Bene che abbia fatto gol, però insomma. Però no, non sta giocando. Non bene come dovrebbe. No. Non sufficientemente bene. Dai, crediamoci però, c'è ancora 20 minuti. Vero, verissimo. Vai, su. Se fai un altro gol la riapri, su. Vai veloce. Dai. Vai. Crediamoci. Cazzo. Bisogna crederci. Vai. Su, vai, corri! Dai! Raga! Vai! Lozano! Sì! E Ciuchi! Vai! Vai! Scusate, devo
aggiorna il banner. Mamma Scusate. mia. Wavarò. Te però se fai così t'ammazziamo, Sì. non fa così. Cazzo. Lozano. Mamma mia. Lozano, tralala. Ora entra lì ad un attacco e Benji Price. Oh, attenzione. Forza Napoli, perché vi agitate? Oh, mamma mia, non te traverso. Oh, pigliala. Oh, no, traverso, no, Traverso della Juve, ragazzi, stiamo a morire. Chi ha tirato? Dalla scossa, guarda. Non c'è L'ha due toccato senza lei, tre, l'ha toccato forza, lei. grande Giovanni. Ma Meret l'ha toccato, che parata. Meret, che cazzo di parata. che fa? L'ha tirata fuori. Grande dallo Sando set. Meret. Stasera ha fatto delle parate, nonostante ha preso... Ragazzi, sta Vai, lì. vai, Callejon, vai su, subito. No, Callejon. Mannaggia Callejon, mannaggia. Vai. Bisogna crederci. Su, Crederci. Passa, allargala. Crederci, ma non Sto sbilanciarsi. morendo, Perché se ci si sbilancia, ci fanno il 4-2. Quindi non ci si bisogna sbilanciare, ma bisogna crederci. Calmi. Dai. Dai Napoli, dai. Dai, Segna per lui, gonfia la rete. Vedi Cornice, Vai. Dai, Calcio d'angolo per il Napoli. Calcio Letizia d'angolo. Cammarano, forza Napoli sempre, comunque ci crediamo. Vai, forza Napoli, sempre. Emirlo Bellissimo il gol di Manolas. Che partita, veramente. Ma anche quello di... Maronna, di ragazzi. chi ha fatto il secondo gol? Ragazzi, se Chi ha volete... fatto il secondo gol? L'hai messo? Sì, no, perché non No. c'è? L'avevo messo. Lozano? No, non l'ha messo. Ora l'ho messo. Lozano. 3-2 comunque. Non ho messo il 2, l'ho cambiato solo il 3-2, 9. Lozano ha fatto il gol, infatti, è il Ciuchi. Perdon. Ora ritorniamo un attimo anche ai commenti che abbiamo Vai. veramente- Ora fa il 3-3 tanto. Ora lo fa. Vai! No! Madonna. Se giocavano così Oh, è dall'inizio, fallo là! Oh! se giocavano così dall'inizio ce la potevamo giocare più, vero? Quanto è vero? Lozano, Juve, grande Meret, Madonna che parata che ha fatto sull'angolino, entrava nell'angolino. Juve, no, caro. No, mi no. dispiace. Ora sul secondo tempo, ora stiamo cominciando dopo il primo gol. Ora ci giochiamo, vedi, 3-3 è lì la partita, 3-2. Però non è detta l'ultima parola, mancano ancora 20 minuti, si può fare di tutto. Vero, appunto, bisogna rimanere però concentrati. Crederci ma concentrati, perché Dai, se su. ci sconcentriamo ci bucano di nuovo. Dai, su. Ragazzi, se volete che il Napoli vinca, lasciate l'iscrizione e il like, mi raccomando. Vince no, ma è difficile, la vedo O difficile. pareggi, Un insomma. pareggio del Napoli. Napoli, che minuto è? 70esimo. 70esimo e 38. Vai. Ragazzi, Meret è il portiere più forte del mondo, altro che Buffon. esatto. Ora sta diventando un grandissimo portiere Meret. È giovane, diamogli tempo, ma questo secondo me diventerà il futuro portiere della nostra nazionale. Sarà il numero 1 della nazionale italiana. Il nostro Meret. Napoli, grande. Grande Emir, Napoli. Il commento ve lo dico che si poteva riaprire, grande Dani. Attenzione, oh, Alexandro, attenzione, oh. Addio. Madonna, grande chiusura di mano là. Che paura, io. Vai. La riprendiamo, il grande Sean, speriamo. Napoli, speriamo. Ma Napoli. no, non lo fa tirare. Oddio, si sta a morire, raga, si sta a morire. È pesa, è Pesa, pesa. è tosta stasera è tosta seria, ma mi raccomando, tanti like, tante iscrizioni. Amma vinci, Abba veggi. Mamma mia, ragazzi. Raga, Juve, no. Raga, tutti mettete cuoricini azzurri. esatto. Tutti col cuore azzurro qui sotto. Tanti Tutti cuoricini. sotto quello di Emil. Voglio vedere tanti cuori azzurri. Vogliamo un'inondazione dei cuoricini. Azzurro, tutto Altro azzurro. che Juve, cuoricini Cuoricini azzurri. azzurri. Forza. Non fate metterli solo a Emil. Forza tutti i partenopei. Dai, partenopei. Siamo partenopei. Noi siamo partenopei. Pasquale Moretti, forza Napoli sempre. Il pareggio si può accettare, almeno non andiamo punti dietro. Grande vero? Giovanni Savino, grande il mio amico, forza. Vai, crossa la Mario lui. Dai, Ma no. grazie Pasquale Monetti. Vai, su, ricrediamoci, su. Cuoricini. La partita è aperta, su.
Su. Mettete cuoricini e finisce 3-3. Grande Vai, Scorpione. vai Callejon, vai, su. Dai, Vai. dai. Dai, Ah. facciamo roba. Cuoricini. Credici. Nadine Bai. Vai, Koulibaly. Azzurri, cuoricini azzurri vogliamo. È nostro. Grazie Letizia. Vai, su, crediamoci, Dai. su Napoli, Dai. su. Segna per lui, gonfia la rete. Segna per lui, gonfia la rete. Vai Napoli. Grazie al vostro Deni, grande Giovanni Savino. Guagliumma, manca la voce. Che si è sgolato tutta la sera. Noi non ci arrendiamo, vero Anna? Sì, non ci arrendiamo mai. Il Napoli non muore mai. C'hanno Cile. Entra Elmas, ragazzi, entra Elmas. Entra Elmas. Vai Elmas, un gol tuo. Grande Lozano Giuseppe. ha fatto gol, ci vuole il gol di Elmas. Grazie Nadine Bnei. Scusa ma non so leggere il tuo nome. French Gaming, che Giuseppe? Tu hai letto Giuseppe? Sopra c'era un Giuseppe T'ho qualcosa. Sopra Giuseppe Santonasso. Messi Io non me le. Non stanno mettendo tutti io quanti. sto ringraziando tutti quelli che mettono i cuori. Grazie Emir. Sto ringraziando tutti quanti. Elmas Gol. Grande Dani, speriamo. Cuori neri per la Juve. No. No, niente cuori neri, voglio. È che È siamo a lutto. l'inondazione dei cuori È azzurri. che siamo a lutto che mettiamo i cuori neri. Madonna, veramente. Noi mettiamo solo Il l'azzurro, colore del cielo e del mare. che è il colore più bello del mondo. Segna per noi, sì. No. Sogna. Napoli. Vai Napoli, vai, Napoli, credici, vai Di Lorenzo, spingi. Vai. Dai. Allarga, però voglio uscire. Secondo me dopo stasera ci buttano fuori di casa. Dai, zitta. Allarga, vai. Dai. Madonna. Mo stiamo a pressare come matti, Dai, su. Vogliamo il 3-3, dai, Manolas, sì, Gabriele, anche noi. ora sta correndo, Manolas, guarda là. Dai, ci crediamo. Ai, entra Dybala per la Juventus. Sta per entrare Dybala per la Juventus, per tutti i Juventini. Esce Gonzalo Higuain per Paulo Dybala al posto di Higuain che esce tra gli applausi dello Juventus Stadium. Comunque Higuain ha fatto un grandissimo gol, anche se Nalota ha fatto un grandissimo gol. Dai, Ciucciarie. Forza Napoli sempre. Dai, Ciucciarie, ciao Putimmo fa. Sta per entrare Paolino Dybala. Sento da stando Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Ale Napoli, ale. Un giorno tanti like e tante iscrizioni. spingi, stai a partorire. Lo rivorresti a Napoli, chi è? A Higuain. Vabbè, solo allora, ci servirebbe uno come Higuain. Però se è sciupate dopo il Napoli. Vai. Ok. Madonna raga, stiamo a morire. Dai, su, dobbiamo pareggiare. Un altro quarto d'ora così se muore. Non può finire così la partita. Ora che abbiamo fatto due gol per riaprirla, non può finire così. Ci fai rimanere così che inganno. Ci vuole 3-3, su. Almeno il 3-3. Su, almeno il pareggio, su. Se vuole. Su. Allargala di là. Allargala. Allarga il gioco. Manolas in questo momento a palla. Parte da Elmas. Mamma mia. Di Lorenzo. Per Callejon. Di Lorenzo. I minuti contano poco. Manolas. Siamo al 76esimo. Di Lorenzo. Siete bellissimi, grazie. Dai Napoli. Dai, Ancora Elmas. Vai. Passala al centro. Manolas. Per Zelinski. Vai, allarga Zelinski. Mario lui. Vai. Crossala. Dai! No! Maronna! Vai Callejon, via sta palla. Mannaggia, era lunga, mannaggia. Comunque Lozano. Sì, ti piacerebbe scacco che vincessi contro il Napoli. Mi dispiace deluderti, ma è difficile. Esatto. Perché il Napoli è più forte della Roma. Esatto. Dai, attaccate. Ma manca la voce. Bevi qualcosa che ti sei sgolato prima per il gol di Lozano. Maronna, ti si acceso. Vai un attimo, ciao. Ma torna subito. Attaccare.
Mai si è fatto male. Si è fatto male uno, non mi aspettavo. Madò, raga. Sto morendo. Hai esagerato. Sto morendo. Hai esagerato ad urlare. E questo succede quando si esagera. Mamma mia, raga. Mamma mia. Juve, forza. Ma tutti per la Juve siete. No, è raga, sempre, per favore, è sempre voi. potete iscrivere il mio canale. Emir. Iscrivetevi al canale di Emir Le Prope WDB. Mamma mia, c'ho una tosse, sto morendo, mi è seccato tutta la gola a botte e urlare. Però io voglio il 3-3, posso perdere pure la voce, pure le corde vocali, da fare quello che aiuto. Da fare quello una stai svalvolando. Deve fare quello in Napoli. Napoli, scusa. Svantaggiato. Scusa. Dai Napoli, fai sto 3-3, dai, su. Su, cuoricini. Su, tutti a pressare perché la rimessa è vicina all'area di Forza Napoli è per questo spettacolo. Manca 12 minuti però, raga, dobbiamo muoverci, 12 minuti sì. alla fine. Sì, a spaccare. Dai, su. Ne basta uno, vero? Almeno porta il pareggio, perché a Torino un pareggio non lo butto via. Forza Napoli ne penso sì, UND. Grande Anna Manzo. Dai, ragazzi. Dai, almeno il pareggio, dai. Su. Vai, Mertens. Si è infortunato pure dell'Igt. Yes. Se Napoli vince 3-4, tu ti fai i capelli verdi e tua moglie fucsia e gialli. Sì, ce li faremo, ma è difficilissimo, è impossibile. Ce la facciamo, scacco, se vince se può fare. Ma è impossibile. Già è tanto se riusciamo a prendere il pareggio. Pasquale Monetti 3-3, dai. Dai, su. Vai. Fallo. Ammonito. Punizione fuori area. Il vostro Dani dice Koulibaly al 90esimo. Speriamo, aiuto, speriamo su 3-3, ti prego, forza Napoli. Juve, no. Oh, Lozano, guarda là, sta facendo un partito. Lozano sta a giocare, raga, il Ciughi. Guarda lì. Il Ciughi. È forte, forte Lozano. Guarda raga. Dai. È forte il Ciughi, ragazzi, è forte il suo giocatore. È entrato, sta spaccando la partita veramente, sto Lozano. Ha fatto subito gol, ha spaccato la partita, magari ci può portare anche il pareggio, speriamo. Punizione per il Napoli, da fuori area, Callecon, che la sta per mettere Dai Galletti. Dai Callecon, dai. Manca 10 alla fine, 10 minuti alla fine. Vai. Sì. Mamma mia. Sì. Di Lorenzo Giovanni grande 3-3 vai 3-0 Maron la potremmo vincere. Paolo mangiati il tuo limone, manca ancora però grande Napoli che rimonta, grande. Però raga. Tutto attaccato. E chi se ne frega, Mamma mia, Gesù, come sei pignolo, ragazzi. Madonna, raga. Vai dai, se questo non va, vai dai, devi avere un attimo di calma. Giovannino mio, Madonna, forza Napoli! Gol! Emir dice 4 gol. Bisogna crederci sempre. Vai, su Napoli. Vai, vinci per noi, compra la rete, segna per noi. Dai, grande pareggio. Rino è rimasto senza parola, a bocca aperta. Madonna, forza Napoli, raga.
Paolo dice lo devi assaporare pure tu, limone. È un pareggio. Ragazzi, 3 gol in 16 minuti. Guarda Mario Rui pure sta facendo una grandissima partita. Mario Rui è entrato, Mario Rui e Lozano stanno spaccando Scorpione la partita. l'ha chiamato. Grande Scorpione, iscrivetevi al canale di Scorpione 1981. Esatto, e anche al nostro, e lasciate un like. È da Rino Nair, il mio amico partenopeo, soprattutto. Andate nel canale di Rino Onair. Il vostro Dani, io mi ha spacciato questo Napoli, hai fatto proprio bene. L'ho detto e dopo 10 secondi gol, vero Pasquale? Scacco, dai, per il 3-4, dai. Grande Scacco, grande amico mio, grande. Poi voglio vedere la faccia di Sarri, Moro, è vero, Letizia. Ma io mi manca la voce. Che da di un po', Maronna. Letizia dice, voglio vedere la faccia di Sarri. Ho cambiato la versione del cappello, hanno fatto 3 gol. Ho cambiato la versione del cappello, hanno fatto 3 gol. Lo sapevo che il mio cappellino girato faceva 3 gol in Napoli. Ma raga. Vado a bere un'altra volta per scaramanzia. E anche per recuperare un po' di voci. Guarda, raga, mo ammatenemo. E se riuscissimo pure a infilarci l'altro gol, tanto meglio. Ma no, raga, stasera sembrava persa invece, vero Gabriel? Vero? Maro. Sempre il cappello così, dice Rino. Oi mamma. Raga, tanti like e tanti iscritti se volete le live con noi. Se volete poi vedere altre live reaction così con noi, tanti iscritti e tanti like. Se rivolete un'altra live contro un altro big match, mettete l'iscrizione e tanti like. Arriviamo almeno a 60-70 like. Ci stiamo quasi comunque, stiamo a 50. 70 dai. like, su, 70 like gira. Condividete. Ma grande Giovanni Di Lorenzo. Che lì, ma che fai? Scacco dice facciamo Europa Napoli insieme, poi potremmo farla con Scacco. Sì, non c'è problema. Per me non c'è problema, amico mio. Non c'è problema, Scacco. Vi porto fortuna, Scorpione, grande Scorpione. Sto morendo. Ci credo. Sto morendo. Aiutami tu, Gesù. Dai, amaregge mo, non ci dobbiamo addormentare, non ci dobbiamo infilamo. Vai. Non c'è fa infilare. Ragazzi, bravo Meretta, grazie da chilo pallone. Ragazzi, Napoliello per ora sta agarrando un risultato. È vero. Allora ho pronosticato. Ho giocato l'X fisso. Wow. Andatevi a vedere pure i pronostici di Napoliello, c'è sta il video sul canale. Massima Cicciarielli dice forza Napoli, grande. Ma chi è che lì in confronto a Manolas? Ragazzi, ma Napoliello se ne intenderà di calcio. Saprà il Napoli che come quando ingrana la partita, quando riesce a far gol, si casa dal meglio di sé, è riuscito a riprendere la partita. Sapevo che pareggiava, ma la partita ancora non è finita. Speriamo di farlo noi. Napoli, grande Maxima Ciccarelli, Napoli nel cuore. Grande Meretti, tienila. Siamo all'86esimo, manca 4 minuti alla fine, più recupero, almeno dai 3 ai 5 minuti di raga, ma arriva a 60 like. Ronaldo, magni tuo limone tu, che andava a fare così, mangiati stu limone zucus. Dai, raga. Tu e Paolino La Sorza. Potete far vedere la partita? No, perché ci chiudono il canale, ragazzi. Non si può vedere la partita. Anche Hermes è entrato bene in campo. Esatto. I 3 nuovi innesti per ora. Sì. Vai Hermes, guarda come tiene, visto? È bravo. Guarda là, Elmas, guarda là. Grande, se l'ha fregato. Come protegge palla quel ragazzo. Ma già l'avevo detto in qualche video. Hermes è molto bravo a proteggere palla ed a aprire il gioco per gli altri centrocampisti esterni. Anthony Caviglia, il Napoli non è una squadra ma una religione. Hai ragione. E il grande Sean, la partita la vediamo dai tuoi occhiali. Oddio. Cosa? La vedono riflesso negli occhiali che è la partita. Veramente? Lo vedi? Nelle lenti.
Non che ci vediate un granché, ragazzi. Oddio, la Sorsa prepara il limone con la scorza. no, perché siamo 3-3. No. Mi sa che sarà una tugia quando te lo sei mangiato già te. A Napala. Perché per chi non lo sapesse, Napoliello e Paolo La Sorsa hanno fatto una scommessa perché Napoliello è napoletano Sì, io sto attaccando. e Paolo è juventino e chi perde si doveva mangiare un limone con la scorza. Diciamo che il mio amico juventino l'anno scorso, no, 2 anni fa, quando c'era Koulibaly, quando allenava Sarri il Napoli, che fece col Koulibaly al 92esimo, si è mangiato il limone con tutta la scorza. Questo mio amico juventino gliel'ho fatto mangiare io, si brodolava tutto quanto, stava tutto brodoloso proprio. Mi piaceva poi. Oddio. Stava sbrodolando tutto addosso. Antonio Gagliotta dice Napoli forza, forza. Sempre forza Napoli, sempre. Forza. Sempre. Ragazzi. Sempre forza Napoli. Sempre forza Napoli. Sempre. Sempre forza Sempre, Napoli. sempre. Aspetta, Ciucciarello si sono abbassate le veci, le tira su. E gira. Ma io mi sto girando. Ragazzi, like ed iscrizione perché dobbiamo supportare questo Napoli tutti insieme. Sì, Like condividete la live ai vostri amici e arriviamo su, saliamo su sulla Grilletto giostra. JK Napoli M. Salite no, sulla caro. giostra. No, caro, non a sto giro. Questo è il Napoli. Denis Vlog, forza Napoli. Grazie Denisa. Miki Russo, sempre forza Napoli. Grande Miki. Paolo trema. Sì, Paolo deve tremare. Miki Russo, che gioia, sì, amico mio, che gioia, mamma mia. Però, Anthony, hai ragione. Che partita, sì, bellissima. Ragazzi, attenzione. Koulibaly, allora. Vedi, no. Non lo facciamo. Madonna. Ci stavano per fare gol. Marò. Napoliello, secondo me arriverai un gran youtuber e avrai 1 milione. Continua così. Grazie. Sì, grazie mille. Ora non esageriamo, lo spero tanto. Lo spero. Voi per me siete la mia famiglia. E grazie a voi. E grazie a voi se io dove sono ora, capito? Se sono così e sono alto a questi livelli. E grazie a voi. Io devo sempre ringraziare voi. Voi siete la mia famiglia. Il vostro cane voglio Calidou. Se io cresco, crescete anche voi, perché voi fate parte di noi. Dice 1 milione di limoni. Fate parte di noi, capito, fratelli? Sia juventini, sia interisti che napoletani. Se volete entrare a far parte della famiglia di Napoliello 87, qua c'è il tasto per l'iscrizione. Nicco 06, grande Napoli, sempre forza Napoli, Antonio grandissimo Gagliotta. Napoli, grande rimonta del nostro Antonio Gagliotta ce l'ho anch'io l'asino, il Ciucciariello non può da 0-3 a 3-3, voglio aiutare, 0-3 a 3-3, da 0-3 a 3-3, lo ripeterò pure stanotte in desu. Nicco 06, grande Napoli, grande. Bravo, non è fa. Ma che cazzo, ma l'ha preso il pallone Hermas, l'ha ammonito, dai. Scacco ufficiale Koulibaly alla Roma. Se ti piacerebbe, te vendo tutta la Roma per accanto a Koulibaly. Gabriel, lasciate like per il 4-3 per il Napoli. Allora, siamo al 91esimo, mancano ancora 2 minuti perché hanno dato 3 di recupero. 2 minuti di sofferenza perché la Juve c'ha un calcio di punizione per la Juve al limite da fuori area. Raga, amareggi. No, ora da limite area no. Vabbè, però c'è tutta la Juve a saltare. C'è tutta la Juve a saltare e manca 2 minuti alla fine. Giovanni Savino è stato una mega rimontato, puoi dirlo forte. Emire, raga, per favore, scrivermi. No, cazzo. Fatto quello alla Juve. Dai. Che ha fatto Toretto Koulibaly? Non ci credo. No. Ha fatto gol la Juve. Autogol di Koulibaly mi sa. Autorete di Koulibaly. Madò, Koulibaly ci ha salvato milioni di volte stasera. Come cazzo ha fatto? Ma era fuori gioco, speriamo. No. Come cazzo ha fatto? No, Koulibaly. Che ha fatto? Non ci credo. C'è una completa autogol. No, Koulibaly. No. Ci siamo smontati. Ci ha rovinato tutto, ha rovinato la partita. Maronna.
Ha rovinato una partita. No, povero Koulibaly, madonna, si sentirà proprio male. Maro. È finita, dai. No, perde così, no. Cioè. Madonna. Siamo rimasti troppo male. No, poi per autogol. Così no, grande Sean, ha ragione, ma così no. Koulibaly ha segnato autogol, ma proprio de brutto, cioè siamo buttati così. Cioè, Koulibaly ha fatto proprio un autogol, ma non di sbaglio, di viaggio, cioè l'ha fatto proprio clamoroso. Ha proprio preso la palla col piede, pensava di buttarla fuori, l'ha buttata in rete. Raga, è finita. Raga, è finita. Così, dai. Ha fatto gol un minuto prima della fine Koulibaly l'autogol. So che adesso mi non fa ridere, ma Kalidou segna sempre alla Juve al 90°. Anche nella porta nostra, purtroppo sì. Mannaggia. Pensa No, a me 2 anni fa la vendetta va servita, sì. Ma sì. questo è autogol. Ma che cacchio però, veramente Rino, ma che cacchio, perde così, No. ti rimane tutto l'amaro in bocca, non si può perderla così. Ma poi con la rimontata che avevamo fatto, ma poi un gol proprio... Non un si può. autogol proprio brutto. Ma perché la poteva anche lasciare andare, andava al portiere la palla, Esatto. stava andando al portiere. E l'ha proprio Stava calciata, andando. la voleva calciare fuori e l'ha calciata in porta. L'ha presa male, l'ha presa di stingo, non è che l'ha calciata. Koulibaly, L'ha presa di stingo, Koulibaly. sì. Koulibaly ha fatto autorete al 92esimo nel finale. Ma proprio brutta, un'autorete brutta. Cioè, pensando, 2 anni fa decise la partita vincendo per il nostro Napoli 1-0, ora nel finale decide la partita a favore della Juventus. Mannaggia la miseria. Koulibaly, mannaggia. No, questa è stata brutta, ragazzi. No. Perde così, mamma mia. Ma Meretti non se l'è chiamata la palla, era su azione, evidentemente l'avrà anche chiamata, ma Koulibaly lì per lì, perché era su punizione. È arrivata la palla in aria, per deviarla Koulibaly l'ha buttata in porta al posto che fuori e Meretti era già sulla traiettoria. Cioè, mamma mia, chi ha calciato la punizione? L'hai visto chi ha calciato la punizione? Io stavo a leggere i commenti. Dybala, se non mi sbaglio. Probabilmente Dybala. O Dybala o dalla scosta. Ora lo rifanno vedere, tanto ora lo rifanno vedere, ve lo diciamo su. Eccolo, penso ora lo rifanno vedere. Complimenti al nostro Napoli perché comunque ha fatto una grande partita. Applauso al mio Napoli perché comunque c'è l'amarezza per aver perso sta partita, ma c'è l'applauso per il Napoli perché il Napoli ha fatto una grande prestazione. Una grande Dal secondo tempo, con l'entrata di Elciuchi Lozano e con Mario Rui in campo, veramente abbiamo visto un grande Napoli. Grilletto, vabbè, bella partita da Juventino, sì. La ruota gira, sì. Allora, diciamo il primo tempo meglio la Juve, il secondo meglio noi. Il risultato giusto, secondo me, sarebbe stato il pari. Gabriele Albino, sto piangendo, te credo. Secondo me, infatti, Gabriele, secondo me il pari sarebbe stato il risultato giusto. Cazzuto, Koulibaly ha rovinato una... infatti, peccato. Comunque, chi non è ancora iscritto al mio canale... Iscrivetevi al canale qui sotto il video e lasciate tanti like. Dai, su. Tirateci su di morale, dai. Almeno questo almeno l'iscrizione e like, dai. Ok, raga, facciamo un veloce post partita. Che c'è da dire? Grande amarezza. Cioè, grande amarezza perché il secondo tempo l'abbiamo fatto noi, abbiamo messo alle corde la Juventus, nonostante aveva un Delict in difesa che è andato in palla anche lui con la velocità di Lozano. Lozano che ha aperto la partita così facendo il Napoli riapre la partita sul 2-2 proprio con Lozano e trova il 3-2 e poi con chi è il 3-3? Lo firma Di Lorenzo, il 3-3 di Lorenzo che mette la partita in pari. Ma poi la Juventus trova il fortunatissimo gol nel finale, l'autorete di Kalidou Koulibaly. Impressionante. Il Napoli perde pure
e perde la sua prima partita stagionale a Torino. Cioè, veramente da piangere, questo è veramente da piangere. Cioè, buonanotte a tutti, Pasquale, buonanotte. Buonanotte Pasquale Monetti, buonanotte. Comunque il Napoli il secondo tempo ha giocato meglio e meritava di più. Meritava più di una sconfitta, meritava il pareggio, ragazzi, meritava. Ma io non ci posso credere, anch'io, ci sono rimasto di me, ci sono rimasto di M. Ci sono rimasto troppo male. Ramona Palmera, Francesco Virgolini. Mamma mia, che delusione amarezza. Comunque lo Zano di Lorenzo e Elmas, 3 ottimi acquisti. Sì, 3 ottimi acquisti. E anche Manolas. Hanno fatto hanno fatto gol di Lorenzo, Lozano e Manolas. I 3 nuovi acquisti. Esatto. Peccato per il finale, perché questa partita la pareggiavamo, peccato. Cristian Gillan dice, secondo me Calitus si rifà il ritorno, sì. Anche Scorpione ci è rimasto male per noi, mamma mia. Ci rifaremo al ritorno, Rino, sì. Raga. Perdere così fa male. Abbiamo ceduto 2 Mamma mia, poi eravamo allo Juventus Stadium, stavamo a fare una rimontata incredibile in casa loro. Oddio, quanto brucia! Antonio Gagliotto, sei bellissima. Grazie. Checco Spronati, non ci credo. Mamma mia. Ma pure io, frate, non ci credo nemmeno io. Ci sono rimasto troppo male, troppo, sono deluso. Il risultato giusto era il pareggio, vero, Scacco? È vero. Sì, perché un tempo a testa. La Juventus il primo tempo e noi il secondo tempo. Letizia, vabbè, come va fa niente, dai siamo stati capaci da rimontare un 0-3 a 3-3 e poi nel finale la decide un nostro giocatore. Ma poi come? C'è un brutto autogol, proprio brutto, brutto da vedersi proprio. Non è arrivato un bel nulla, la Juve non ha segnato quella roba lì, altri 1000 volte, non ricapita più. Vogliono scommettere su, è assurdo, mannaggia. Veramente, fratello, veramente ci sono rimasto male, Alex Fatti, ci sono rimasto tante male. Zingaretti, sì. Tal, sì, siamo Zingaretti. Anche tu sei un Zingaretti senegalese. Mi dispiace che è finita così, ma non posso fare niente, rimonta. Tal, ha fatto con il tuo paesano nella nostra porta. L'importante è che abbiamo dimostrato di saper reagire. Sì, abbiamo fatto abbiamo avuto un'ottima reazione. Cubra, che è rientrato ora, dice: è vero quello che ho sentito, 4-3 di Koulibaly. Sì, è proprio male, al 92esimo, su punizione. Autogol, lui l'ha presa e calciata. Cioè, l'ha proprio presa lui da punizione, non l'ha toccata nessun altro, la voleva buttare fuori, l'ha buttata in porta e il portiere era sulla traiettoria. Cioè... Dai Paolo, Paolo, vattene a dormire. Mamma mia, sì, abbiamo rimontato e poi delusione cocente al 92esimo. È stata tristissima. Saluti dalla Serbia. È in debito con la sorte. Un saluto, iscrivetevi al canale Football Tanti like e tanti iscritti, tirateci su De Morale, raga, ne abbiamo bisogno. Vai, lasciate l'iscrizione e un like al canale. Adesso dove siete in classifica? Adesso penso che siamo tra i secondi, siamo alla seconda giornata. Sì, però c'è una vittoria e un pareggio, dovremmo essere secondi. No, che stai dicendo? Abbiamo fatto una vittoria e una sconfitta. Che stai dicendo? Madonna, io ero sempre flicciata sul pareggio. Abbiamo vinto con la Fiorentina e abbiamo perso con la Juve. Sorry. E c'è altre squadre, no, andremo a finire verso metà classifica perché c'è altre squadre su che comunque il Napoli è la grande difesa, non ragazzi, ma la classifica non la guardiamo ora, sono le prime 2 giornate. Comunque sì, abbiamo preso 7 gol in 2 partite, è vero. Sì, però si devono ancora rodare. Sì, la difesa c'è da riguardare, c'è da assestare. Magari migliorerà, è questione di tempo, ragazzi. Non guardiamo solo sta partita. Sì. Vai, ridi e poi tu passi. Che si fa? Purtroppo è così. Sì, Cubra, condivido. Tanto ne ha avuto. Mamma mia. Tantissimo ne ha avuto. Sì, attapirati di brutto. Maro. Sì, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, cioè abbiamo fatto quella cavolo di rimontata e poi brucia tutto così. Come si fa? Ragazzi, altri 10 minuti e poi stacco, Koulibaly vinci per noi. Sì, ha vinto per voi infatti, non per noi. I Juventini esultano per la vittoria, hanno vinto con un autogol, sì. Mamma mia, davvero come se avessero vinto. Graziano Delli, sotto siete. Ma che? Boh.
Boh, se lo so io. Mois, Zingaro, te l'avevo detto questa mattina, prendete troppi gol. Vabbè. Ma perché... Ma cioè, l'ultimo gol è stato proprio... Cioè... Sì, l'abbiamo regalato, l'ha regalato il tuo paesano, il senegalese, Koulibaly. Koulibaly da 2, Mosè 33, non si sforza in aria con i piedi, specialmente se sei a 3 metri. Questi errori da lui no. Mosè 2 gol su 4 sono colpa sua, non mi venite a dire nulla, sono incavolato nero. Mosè 33. Ti ricordi di quella di Metti con la... Sì, me lo ricordo. Koulibaly da 2 non si spazza in aria con i piedi, specialmente se hai 3 metri. Sì, a 3 metri. Ha fatto un errore gravissimo. Sì, non mi viene da dire nulla. Sì, ti credo, anche noi lo siamo. Ha fatto un errore gravissimo che ci è costata la partita. Abbiamo sudato, abbiamo buttato sangue, ha mittato sangue per pareggiare 3-3 e poi Koulibaly fa un gol nella sua porta. Katsuko dice giustamente, ma Koulibaly starsi fermo, no? Infatti, si poteva fare un attimo Graziano diceva ottavi siete adesso. Ecco, siamo ottavi in classifica. Vabbè, ma già è la seconda giornata. Cioè, è normale, una perde, una vince. Io immagino che nell'Inter se perdevo così sarei stata una vipera per una settimana intera, lo giuro, Maronna. Ma infatti a me brucia, a me brucia tanto. Ora, perché siete voi in compagnia mia, mi tenete compagnia, ma quando sono da solo l'accusisco di più, l'accuso di più, lo sento di più, sto male, non ci dormo nemmeno. Un abbraccio, saluta dopo, sempre un piacere questa live. Un abbraccio grande, scacco e un bacione. Ciao, a dopo, amico mio. Hit block, capisco la vostra ovvia delusione, ma i punti Gobbi hanno meritato di vincere. Ma insomma, il secondo tempo, poi con la rimontata. Allora, diciamo che la Juventus ha avuto tanti pali, tante traverse, ha avuto 3, se non mi sbaglio, 3 incroci. È vero che hanno avuto più occasioni di noi. Però tempo, se andiamo a sommare tempo e tempo, un tempo la Juventus e un tempo il Napoli, ci poteva stare anche il pareggio, perché il Napoli ha reagito da grande squadra su un 3-0 andare a recuperare una partita 3-3 non è facilissimo. Il Napoli l'ha saputo poi allo fare. Juventus Stadium, voglio dire, ragazzi, se si pareggiava 3-3 allo Juventus Stadium dopo la rimonta che si era fatto, era quasi come una vittoria, non raccontiamoci balle. C'è l'amarezza. C'è la grande amarezza per come è arrivata la sconfitta. Con questo cavolo di autogol demente di Koulibaly. Sì, ma come vabbè. Mamma mia. Lascia perdere. Solo per questa sconfitta condivido il video e lascerò like. Lì che col telefono dei miei. Grazie mille, Salama ai Gab, grazie mille. Ma cosa avete buttato sangue? Avete fatto solo 5 tiri. Insomma, dai, il Napoli il secondo tempo ci ha messo tutto. Il primo tempo abbiamo fatto pena, ma il secondo tempo la Juventus meritava anche di vincere 4-0, diciamo il primo tempo, per quello che aveva creato e tutto, ma il secondo tempo il Napoli come dice Alex Fatt, ma scusa Mosè, che vuoi dire? La mega difesa della Juve ha preso 3 gol uguale, non vuol dire nulla, è solo la differenza l'ha fatto Koulibaly Koulibaly nella nostra porta. Lozano comunque spacca le partite, ha fatto una grande partita. Graziano Dell'Ellis dice era giusto un pareggio, vero? Sì. Vero. Metti la canzone Napoli cantante per i Zingaretti. Non si può. Non si può ancora. Quella è la canzone dei senegalesi napoletani. Alex Fatt dice infatti era finita un pareggio. Sì. Infatti ci speravo. Infatti quando lei pensava già era finita, poi ho detto c'è una punizione. Mamma mia. Infatti non si può mai sapere con la Juventus, ma poi il bello è che l'abbiamo fatto noi il gol, ce l'abbiamo fatti noi stessi. La cosa più brutta è quella, è per come è arrivata, capito? È per come è arrivata. Sappiamo che è bella partita, grande rimonta, però io sono anche juventina, spero che continuate a volte non ti vince sempre, però io spero che abbiamo vinto tutti gli anni e allora non adesso, grazie mille Salama, grazie mille. Alessio Viscardi. E comunque siete ancora i favoriti per il campionato. Mamma mia, Koulibaly se deve sentire malissimo. Sì, peccato. Questo episodio ci ha fatto perdere la partita. Ora ho capito perché sotto l'albero dei senegalesi, sotto casa mia, non c'erano più l'accattate Koulibaly. Ha ragione Kubra che dice, infatti ci sono gli juventini che festeggiano, godono, ma di che cosa? Vogliono godere perché tanto alla fine è sempre un autogol, non per merito loro. Infatti, Kubra. Raga, cioè, hanno vinto con un autogol stupido. Sì, un autogol cioè a questa maniera, dai. Brutto, Un rinvio è andato male. Rinvio è andato male perché l'ha buttata nella porta svirgolandola.
mamma mia, E cioè Meret, poveraccio, non poteva fare nemmeno nulla su quel rinvio perché è andato proprio nell'angolino. Lui era già in direzione della palla e no, è che Meret era fermo, cioè aspettava il pallone in mano, invece il pallone gli è andato angolato perché appunto, era sulla palla Meret. Cioè era in direzione del pallone, sì. Sì. Sta di fatto che sto punto nessuno ve lo dà più indietro. Vero. Infatti Alex, infatti. No, ormai è la partita Juve che è in debito con la sorte, se la prossima se la perdono siamo pari. Franci 1702 Gemi. Quando ti ho conosciuto mi sono iscritto subito, non vi dimenticate di me perché è vero, anche in altri live. Beh, grazie. Grazie mille Franci. Grazie. Tu dici quando sei solo e non in diretta stai male? No, vabbè, cioè se sta male pure ora, non è... hai messo... No, è quando sto male anche ora, però voi mi tenete... Hai messo il commento sul coso. Avevi messo il commento... Perché voi praticamente mi tenete compagnia, mi fate stare un pochino meglio, però quando sono da solo dopo la live, quando spengo la live, accuso di più, sto male per la sconfitta, sto male. Mexico e Napoli, la Vomos Granale, sì, sempre Mexico e Napoli. Iscrivetevi al canale EMAC, iscrivetevi tutti al canale e lasciate tanti like. Allora, Katsuko, io da interista sinceramente speravo nel pareggio, però per me il Napoli meritava, purtroppo non è arrivato, purtroppo. Alex Fat. Dino, tra l'altro solo quel tiro ha fatto Higuain, Vero, ma ha fatto quel tiro lì, però ha fatto una grande giocata, anche un po' di fortuna perché sul rimballo gli è rimbalzata tra lui e Manolassi, ha fatto gol. Koulibaly ama la maglia e merita sempre rispetto come Fazio per la Roma, è vero. Sì. Purtroppo è stato un errore brutto, ma adesso Koulibaly se la deve rimpiangere, secondo me stanotte non ci dorme. Scacco matto, sono giocatori che non si toccano. Adesso Viscardi, speriamo che Lozano faccia sedere finalmente l'inutile nano in banchina. Quale dei nani? Mertens dice secondo me, o Mertens o Insigne. Perché sai, nani o Mertens o Insigne. Lui è un attaccante, infatti due calcoli. No, vabbè, ma appunto dico quale dei nani, perché nani ne abbiamo. Sì, Lozano ha fatto una grande partita, adesso condivido. Salama e Gab, quasi tutta Juventina, non dico mai Forza Napoli, ma io per una partita che ho fatto così, io lo dico sì. Bravo Salama, grazie. Grazie mille. Letizia Camarano, ma io come faccio a dormire questo? Ma pure noi non dormiamo, cioè io no, lei magari ci dorme ma un po' malino. Mosè 33, mi dispiace per KK, ma non si spazia in area, ripeto. Vero. Sì, ma ti do molta ragione, Mosè. Hai perfettamente ragione. Ha fatto un erroraccio grave, ma grave davvero. Poi un difensore top, sì, bravo. Uno dei difensori più forti attualmente in circolazione fa un errore del genere. Però purtroppo tutti si sbagliano. Di niente, Franci, di niente, grazie a te. Rino Nair, dobbiamo essere solo contenti della reazione che abbiamo avuto. Sì, infatti dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto di buono, senza guardare questo gol che è avvenuto nel finale. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, senza guardare il finale, da quello che abbiamo fatto di bene nel secondo tempo. Buonanotte Cubra. Buonanotte Cubretta, un bacione grande, buonanotte. Rino Nai, forza Francesco, grazie mille fratello partenopeo, grazie mille Rino. Mia Maronna come brucia. Madonna, sì, vabbè raga, brucia tanto. Buonanotte Cubra, un bacione. Sì, il Napoli meritava tanto questa vittoria contro la Juve, ma ha vinto la Juve. Vabbè, è così. Graziano De Lillis, agli Juventini non importa cosa si vince, basta che vincono anche se gli regalassero un rigore, loro non importa, infatti, Maremma che nervi. Sì. Va bene ragazzi, è l'ora di chiudere. Aspetta, finiamo di leggere i commenti. Ma ne continuano ad arrivare. Comunque meno male che non sono sposato, non riuscirei a seguire la Roma. Io pure da sposato riesco a seguire il Napoli, chi te l'ha detto? Noi lo seguiamo sempre. Mi deve sopportare, io l'ho detto, anche il Napoli. Io mi sono sposato anche con il Napoli, non solo con lei. Allora, il bomber del freestyle, forza... No, non lo dico quello. Adesso Viscai, Insigne. Gli fa sedere Insigne. Sì, infatti pensavo più Insigne che Mertens. Antonio Gallotti chiede da quanto siete sposati? 5 anni. Anche secondo me Katsuko, poi Koulibaly starà piangendo in un angolo. Ma l'ho visto che stava malissimo dopo il gol che ha fatto. Lo scacco,
Antonia Gagliotta, da quando siete sposati? 5 anni. 5 anni, carissima, 5 anni. Carissimo. Antonio, carissimo, scusami. Alex Fatimo, sempre se stato pure probabilmente lì Koulibaly ha avuto un calo di concentrazione, infatti, secondo me pensava di avere alle spalle un attaccante, allora Ma poi ha ragione, dice mancava un minuto a fine partita, cioè la voleva era spazzare finita. via, la voleva Dice, spazzare la spazzo via, è finita così, finisce. Cioè. l'ha spazzata, peccato che l'ha spazzata nella nostra porta. Esatto. Freses il Polo, che partita, madonna. Mertens oggi sono allora Alessio Viscardi, Mertens oggi solo tacchetti faceva e Insigne andava, sì, Insigne e Mertens mi hanno deluso stasera. E il Ciuchi Lozano ha fatto una grande partita insieme a Mario Rui, Mario Rui ha fatto una grandissima partita. Io non capisco perché se Gulam non informa così, perché lo stiamo vedendo, ha difficoltà, è vero, l'hai provato, però Mario Rui, secondo me doveva partire con Mario Rui, se è in difficoltà così. Paolo La Sorsa, portano lo zaino all'acqua park, sì, mettici tutta l'acqua dentro. Per me il Napoli rigiocasse 100 volte negli ultimi minuti, aveva già il punto in casa, anche secondo me, non ripeterà questo errore. Fat capitano una volta nella vita, in 5 anni, che al Napoli non è mai successo. Vero. Capita una volta, una volta. Purtroppo è capitato contro la Juve. Capita una volta, però quella volta che capita ti fa perdere la partita. Poi contro la Juve brucia. Rino Nai, buonanotte Francesca, buonanotte Rino, un bacione e iscrivetevi al canale del mio amico Rino Onai. Alessio Viscardi, Koulibaly ha fatto un errore da dilettante, non si spazza così alla palla. Vero, sì, però era alla fine. Hai così. rimesso di nuovo un commento. Scusa. Allora, Programmer Ita, mi spiace, mi dispiace pure a me, Programmer, mi dispiace. Allora, da Paolo raccontaci la favola della buonanotte. Ok ragazzi, ok, chiudiamo la live. Siamo alla fine. Un saluto a tutti quanti, grazie per essere stati in questa live. Chi non si è iscritto al canale, iscrivetevi al canale qui sotto il video, lasciate tanti like e seguiteci nelle prossime live. Ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Buonanotte a tutti da Napuliello 87 e Sara, mia moglie, e sempre Forza Napolès. A tu sì. Forza Napolès, buonanotte.